Joanna Habib. Buon pomeriggio a tutti, eccola qui la nostra prima concorrente del concorso di quest'anno per trovare la nostra presentatrice nuova. Sì. Abbiamo un presentatore nuovo di Stecca anche, Omar Costantini, buon pomeriggio Omar. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, seconda puntata dell'altra domenica al tuo sport in poltrona, la prima concorrente appunto del nostro concorso per trovare la nostra nuova conduttrice Omar, e direi che come prima concorrente non è proprio male, ma dopo chiediamo anche i commenti ai nostri amici ospiti. Joanna Habib appunto, dopo nel corso di queste 2 ore e mezza ci racconterà un po' di lei, cosa fa, cosa non fa nella vita. Sa che intanto stasera viene a cena con me matematicamente. Ci sei anche tu Omar a cena stasera? In teoria non lo so. Sei libero, sì. Va benissimo. E allora come al solito in questo pomeriggio di sport, ma non solo, seguiremo naturalmente la Serie A e tra poco parleremo con uno dei nostri mega ospiti che torna a trovarci e io ho sempre il piacere ad averlo qua con noi. Parleremo dell'Udinese di ieri sera, seguiremo la Serie A, la Lega Pro, avremo un collegamento per parlare un po' della debacle di ieri pomeriggio al Bottecchia del Pordenone contro il Bassano. C'ero anch'io a vederla, veramente lasciamo stare. E poi naturalmente seguiremo la Serie D, seguiremo l'Eccellenza e seguiremo la promozione Girone A e Girone B. Chi sono gli ospiti, Joanna, questo pomeriggio? Allora, abbiamo di ospite questa domenica Edis Fabers, direttore responsabile 3000 Sport Magazine. Benissimo, buon pomeriggio Edi, ben trovato e soprattutto bentornato, grazie di essere con noi. Prego Joanna. Abbiamo anche Anna Triscari, direttore artistico e fondatrice Art Harmony Dance Pradamano. Bene, sappiamo quindi che buon pomeriggio, grazie Anna, quindi abbiamo già capito che Joanna parla l'inglese meglio di noi, andiamo avanti. Quella è una cosa importante. Abbiamo anche Francesca Tubetti, vice sindaco di Fogliano di Re di Puglia, esperta di baseball. Buon pomeriggio vice sindaco, possiamo chiamarti vice sindaco o preferisci Francesca? Francesca va benissimo. Benissimo. Poi Joanna. Abbiamo anche Ettore Ribaudo, esperto di tennis e appassionato di cultura dello sport. Appassionato, buon pomeriggio, grazie di essere tornato Ettore, grazie ancora. Grazie a voi. Ci torna a trovare una donna bellissima. Abbiamo Marta Percuda che fa la studentessa, modella e interprete anche. E soprattutto una grandissima appassionata di calcio, poi ci spiegherà, certo. Già l'anno scorso dell'Ucraina ci ha spiegato tutte le varie tattiche, il 3-4-3 e quant'altro, vero? Faccio la spia un po'. Guarda, in questo periodo forse è meglio lasciare stare questi discorsi. Fare una brutta fine. Sì, non siamo in un periodo molto adatto di parlare di queste cose, soprattutto per quel bellissimo paese che è l'Ucraina. E con l'ultimo ospite abbiamo Roberto Amadeo, gruppo musicale, band, Freddy Frenzy and the Magazine Roads. Ecco, buon pomeriggio. Ricordiamo che Freddy doveva essere qua questo pomeriggio insieme a un'altra persona che è poi il cantante leader del gruppo, che è Freddy, vero? Ci sono stati dei problemi, perché sei qua tu? Perché giovedì comincia una bellissima festa a San Vito al Tagliamento. Sì, la festa della birra. Festa della birra che si chiama Oktoberfest. E voi sarete il primo gruppo a suonare, ad allietare appunto la prima serata, ma ne parleremo naturalmente nel corso della giornata. Dietro le telecamere che non vedete ringraziamo Enrico, naturalmente il nostro grandissimo regista, e c'è anche la nostra voce clamorosa, braccio destro, badante, insomma di tutto un po'. Gemma, buon pomeriggio. Badante. Uno come me dovrà avere una badante, no? Mica potrà andare via. Nuova. Ma di questi tempi è usuale utilizzarla. No, poi di solito appunto non è mai, tutti hanno le badanti, no? Che arrivano dall'est, bionde, io invece c'ho il Calimero, vabbè. Allora. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Gemma. Tra poco ci collegheremo con Tamai dove il campo principale di questo pomeriggio, dove oltre ad esserci il nostro inviato Riccardo Riem per seguire Tamai, aspettate che non mi ricordo mai le partite io, nonostante seguo. Questo pomeriggio abbiamo Tamai Belluno, quindi uno scontro diciamo al vertice di questa classifica di Serie D, visto che sia Tamai che Belluno domenica hanno vinto le proprie partite. Riccardo Riem, ma sarà in compagnia dell'avvocato Mazzarella che ci farà il punto su questa Lega Pro che insomma vede il Pordenone ultimo in classifica dopo, come dicevo prima, la brutta prestazione di ieri pomeriggio. Veramente se nelle partite scorse, nelle scorse giornate di campionato, anche quando aveva perso, il Pordenone comunque aveva avuto dei momenti, anche dei tratti lunghi in cui aveva giocato abbastanza bene. Ieri pomeriggio, a parte i primi 20 minuti, non si è visto proprio il gioco del calcio. Il Bassano nel secondo tempo ha avuto la partita diciamo abbastanza facile, è andata anche bene averne prese solo 3, visto che sul 3-0 c'è stata anche una traversa del Bassano che poteva
arrotondare alla grande il risultato. Se non ci sono collegamenti, io direi con Eddie Fabris invece di fare un salto a ieri sera, ore 20:45, Juventus Stadium, e l'Udinese purtroppo è andata a buscarne 2. Sì, io al di là della sconfitta per 2-0 penso un po' sulla preparazione di questa partita, cioè come diceva il Paron Rocco, gli altri avversari per quanto forti hanno 2 gambe come noi. Quindi Dai che tutto quel che si muovi, se sei il ballon, pazienza. affrontiamo con il giusto spirito, invece alla vigilia se tu allenatore presenti l'avversario come più forte di te, devi difenderti per non prenderle, e allora la squadra scende in campo ovviamente con un timore reverenziale eccessivo. In effetti le interviste del dopo partita l'hanno testimoniato, perché con me il Greco, giocatore dell'Udinese, ha ammesso siamo scesi in campo con troppa deferenza nei confronti dei campioni d'Italia. Diciamo che gli hanno servito un po' la vittoria sul piatto Il d'argento. primo tempo inguardabile, hanno subito il gol dopo 8 minuti, poi non hanno dato più l'impressione di recuperare, perciò se l'Udinese si è dimostrata forte contro le più piccole, Ternana e Empoli, al primo scoglio duro ha evidenziato tutte le sue difficoltà, ma che però penso partano appunto dalla condizione psicologica. Se tu prepari la squadra e le infondi la giusta grinta, io penso che qualcosa di più puoi fare. Senti, ma è come hai sottolineato tu, Eddie, no? Cioè, già alla vigilia, io ero presente dato venerdì alla conferenza stampa, e questo discorso dimesso che sembrava più una pretattica, no? Nel senso, andiamo a Torino, abbiamo i riguardi, perché comunque giochiamo contro la Juventus, queste cose qua. Purtroppo poi sul campo si è dimostrato quello che hai detto tu, no? Cioè, la teoria applicata. Pensavo che Stramaccioni, da più giovane rispetto a Guidolin, infondesse alla squadra un altro tipo di carica, invece anche lui è guidoliniano, cioè questi complimenti sviscerati agli avversari, tutti sono più forti, ci sarà da lottare, dovremo difenderci. Secondo me non è questo lo stimolo che devi dare alla squadra. Possiamo dire già una prova del 9 in vista della partita col Napoli, oppure è ancora troppo presto per cominciare a dare giudizi? Chiaramente è ancora presto, ma se il buongiorno si vede dal mattino, domenica avrà il Napoli che non è di molto inferiore alla Juventus. Se tu prepari la partita in questo modo, la squadra chiaramente scenderà in campo timorosa, e quindi i riscontri saranno gli stessi che sono venuti a Torino. Benissimo, mi sembra che abbiamo già il primo collegamento, saltiamo Tamai in quanto il nostro inviato non è inviato, perché non è ancora allo stadio, è incredibile, ma siamo a Trieste mi sembra, vero? Sì, infatti per Triestina Sacilese c'è il nostro Pier Antonio Stella. Il nostro grandissimo amico, insieme alla società anche Pier Antonio, personale Pier Antonio, allora si è smaltita questa delusione, no, di domenica scorsa, questo 2-2 in virtù e in vista anche di questo importante incontro con la nuova Triestina. Esatto, sì Giovanni, buongiorno a tutti. Innanzitutto sì, speriamo, oggi la Sacilese dovrà dimostrarlo in campo di aver smaltito la delusione per la rimonta di domenica scorsa, come sapete da 2-0 a 2-2 col Cras. Qui oggi si gioca in uno stadio che come ben sapete con la Serie D ha ben poco da spartire, insomma un palcoscenico veramente importante. La Sacilese affronta una Triestina che come sapete insomma è rinnovatissima, tanti giovani, qualche elemento di esperienza come l'ex bomber del Belluno Ivo Betz, come l'ex centrocampista della San Vitese per quanto giovanissimo Amadio, e dietro Arbia e Episcopo che fanno da chioccia. Per il resto veramente squadra giovanissima. Io ho già le formazioni ufficiali, qualcosa appunto anticipato della Triestina, penso interessi di più i nostri ascoltatori per quanto riguarda invece la Sacilese, una formazione praticamente confermata, quella annunciata anche sui giornali, con i rientri importanti di Manucci e Baggio in difesa, che faranno il terzetto di difesa assieme a Peressini. A centrocampo Craviari, Favrette, Boscolo Papo e Beccia, per cui il centrocampo titolare, e davanti Boscolo Papo con Spagnoli e Beccaro. Assente Grazzolo, in panchina molto importante il rientro di Sottovia, attaccante come sapete arrivato dal Marano, da cui ci si aspetta moltissimo in questa stagione. Dopo qualche problema fisico sembra essersi finalmente ristabilito, per cui oggi potrebbe essere al debutto almeno per uno scampolo di gara. Benissimo, ti ringrazio naturalmente Pier Antonio, linee aperte, qualsiasi cosa succeda a Trieste, appunto non si gioca a Rocco, vero Pier Antonio? No?
Si gioca a Rocco. Ah, si gioca a Rocco, ma allora com'è la situazione dello stadio? C'è gente, non c'è gente? Come... No, dicevo, appunto si gioca a Rocco, guarda, da quello che so loro hanno aperto la campagna di abbonamenti da 2 giorni, con prezzi popolarissimi. La risposta dei tifosi triestini è stata anche stavolta encomiabile, perché mi risulta abbiano fatto 1000 abbonamenti in 2 giorni, anche sulla scia ovviamente dei prezzi veramente molto, molto popolari attuati da questa società. Lo stadio adesso è semivuoto, sta leggermente riempiendo un po' la curva, ci sono i ragazzini del settore giovanile sugli spalti. Ecco, più che altro fa impressione, ecco, a parte gli spalti semivuoti, le pezze, passatemi il termine, sul campo da gioco, dovute al fatto, insomma, che si vedono ancora i segni del concerto di Ligabue, che si è svolto il 6 settembre. Probabilmente ancora inevitabilmente non c'è stato modo per poter porre rimedio, e per cui ecco, questo è veramente brutto, insomma, queste chiazze marroni che insomma su un campo che insomma è uno dei più belli d'Italia, però vabbè, ci sarà tempo per rimediare. Sì, più che altro, più che tempo ci vogliono soldi, ma non importa. Perché sì, rifare il manto del Rocco non costa proprio 1.000 o 2.000 euro, credo, no? No, probabilmente come dici tu, ci vorrà questo e quello, sia ecco, il tempo sia e in questi periodi abbiamo visto l'anno scorso a Udine, o i soldi li mette la società o il comune proprio non ne ha per rifare il manto, almeno questo mi hanno detto in settimana. Pierantonio, io ti ringrazio naturalmente, grazie mille, ci sentiamo nel corso del pomeriggio, ricordiamo la partita comincia più o meno tra 25 minuti. Grazie a Pierantonio Stella. Bene, grazie a voi, a dopo. Grazie dunque dal Nereo Rocco per Triestina Sacilese. Gemma, da che parte del mondo finiamo? Beh, innanzitutto volevo finire, adesso mi sono a cavallo, perché volevo fare gli auguri, scusa, Benissimo. Topi privati. Gli auguri alla mia mamma che ieri ha festeggiato il compleanno. Beh sì, tanti auguri alla mamma della Gemma, anche un applauso. Perché quello che c'è da capire, no? È come una persona, la mamma della Gemma è una persona splendida e squisita, come abbia fatto uscire una figlia così. Ecco, è lì da capire, no? È il problema. Vabbè, andiamo avanti. Potrei dire lo stesso di tua madre. Assolutamente. Beh, ma la mamma sa che ha fatto un errore nella sua vita, che sono io. Prego. Poi salutiamo anche gli amici che ci stanno scrivendo, poi tra poco lanceremo anche il gioco, anzi i giochi, sì. Giusto Giovanna? Give me up, Giovanna. Ormai è battezzata così lei. Allora, c'è un amico che ci scrive: ciao, complimenti per la trasmissione, volevo fare gli auguri al caro amico Michele Bertuzzo, detto anche il Mic, da Fiume Veneto, che ieri sera ha festeggiato, attenzione, il suo addio al celibato e sabato 4 di ottobre si sposa con la bella Jessica. Ciao. Bene. Dagli amici di Fiume e forza Juve. E naturalmente in bocca al lupo al nostro amico che si sposa. Fa tempo a cambiare idea, manca no, ancora. Io ho sempre l'indirizzo del mio avvocato che è bravissimo, l'avvocato Mazzarella, no? Perché di solito ci si sposa e poi bisogna subito avere l'avvocato pronto a intervenire, no? È vero. È vero, eh? È vero. Ecco, perfetto. Bene, poi Gemma? Poi appunto io direi di lanciare i giochi, o no? Ok, allora vediamo i giochi di questa settimana, grazie naturalmente a Enrico. Il primo gioco è il 3 su 3, ovvero sia dovete indovinare 3 risultati precisi proprio, non un X2 ma il risultato preciso. Vi abbiamo avvantaggiato perché tutta la settimana abbiamo messo Juventus Udinese che si è giocata ieri, ovviamente 2-0, le altre squadre, sì, le altre partite sono da indovinare: Fontana Fredda, Mezzocorona e Triestina Sacilese. Devo dire che dalle decine di persone che hanno giocato su Facebook durante la settimana, 2 solamente amici hanno azzeccato il risultato di ieri sera, ovvero sia Juventus Udinese, quindi io faccio i complimenti ad Andrea Alberti e Matteo Grolla che hanno azzeccato appunto il risultato dell'Udinese. Devo dire la verità che tanti mettevano Juventus Udinese 3-1, 3-0. Io solo ho messo 2-0 per l'Udinese. Dai, sono stati bravi. Sì, questi 2 qua, guarda, io ero convinto. Tu avevi messo? Ne hanno presi solo 2. Ne hanno presi solo 2, sì. Poteva andare peggio. Bene, questo è il primo gioco. Che cosa si vince in questo gioco? Una splendida asciugatrice Zoppas 7 kg, offerta dal nostro mega ultra sponsor nonché amico in outlet che trovate a Pradamano vicino al Bennet e a Rovere d'Empiano in provincia di Pordenone, in zona industriale vicino al magazzino di Bartolini. E questo è il primo gioco, quindi potete giocare naturalmente sempre sulla pagina Facebook l'altra domenica il tuo sport di poltrona, oppure tramite SMS e WhatsApp al numero 348 294 7672. Il secondo gioco è il gioco che a noi friulani piace un sacco, perché è 1x2, ma in Friuli cosa si dice? 1 per 2 ovviamente, perché insomma la tradizione, sì. Poi siamo in clima di Friuli Doc, se non è 1 per 2 adesso, no? Sì. A Udine c'è questa bella festa.
E allora ecco qua il gioco più facile, insomma, qua bisogna solamente azzeccare il segno, quindi potete fare 1, X o 2, non il risultato. Le partite di questo pomeriggio sono, Johanna? Allora, un X per 2. Sì. Abbiamo Fiorentina, Genoa. Benissimo, e Inter poi? e Sassuolo. 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 Sassuolo? Sassuolo? Sono emiliani o sono romagnoli, Ettore? Sassuolo. No, Edi? Sono emiliani? Provincia di Modena. Provincia di Modena. Perché poi Giovanna, che sapeva che veniva qua a presentare con me questo pomeriggio, si è assolutamente imparata a memoria la formazione del Sassuolo, che è? Beh, uno lo conosci, un giocatore. Uno diciamo Cristiano che gioca in Ronaldo. nazionale, Hanno fatto anche una canzone. è come una canzone più o meno, no? Con Salvi Cogliali. Diciamo che non seguo molto Non segui molto il calcio, ma infatti sei nel posto giusto perché non lo facciamo neanche noi, anche se parliamo di calcio. Naturalmente nel Sassuolo grande Zazza, attaccante che Conte ha schierato più volte, 2 volte insomma titolare, ha dato grandi soddisfazioni. Gemma, abbiamo qualche collegamento? Sì, abbiamo trovato il nostro Riccardo Riem che è arrivato allo stadio. Benissimo, allora con gran calma, perché non si deve far fatica perché c'è ancora il sole, è una delle poche giornate d'estate, no? Visto che quest'estate non c'è mai stata una giornata d'estate. Riccardo Riem seguirà per noi Tamai Belluno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti i tuoi ospiti, caro Giovanni. Volevo fare solo una premessa che Tu stai salendo le gradinate in questo momento, perché sento il tuo parlare affannoso in quanto ultra cinquantenne e fuori forma. Sì, no, mi sto solo spostando un attimino perché volevo vedere se riuscivo a beccare il mister De Agostini che era lì che stava chiacchierando con un'altra persona. Volevo vedere se riuscivo in diretta a passartelo per fare un piccolo commento per partita. Comunque no, io volevo fare una premessa che so che sei dispiaciuto oggi per la tua Udinese, però voglio dire, vista la partita di ieri, insomma, penso che tu sia soddisfatto insomma, di aver preso solo 2 schiaffoni e basta. Insomma. Ma io posso dirti una cosa, io allora, ne parlavamo prima al telefono, così faccio entrare in campo anche Eddie o chi vuole degli ospiti se segue l'Udinese, comunque la Juventus. Allora, intanto negli highlights li fornisce ovviamente la Lega Calcio, no? Cioè non è che sono le televisioni private. Intanto casualmente in questi 3 minuti e 20 dei highlights non c'è traccia del gol annullato a Bubnic. D'altra parte è inutile far vedere una cosa che non c'entra, che non esiste, no? No, attenzione, non è stato fischiato il fuorigioco, è stato annullato un gol, è un po' diverso. No, allora ti spiego velocemente io cosa è successo. Ecco. È arrivata la pizza ieri sera dalla Lega Calcio con gli highlights, cioè siamo mangiati io e Maurizio proprio quella dove c'era il gol di Bubnic. Per quello non è andato. Ecco, poi non si capisce come, quando c'è da fischiare, no? Non dico a favore della Juve, ma quando giocano, cioè quando c'è una terna arbitrale che arbitra la Juve sono tutti con i 15 decimi, perché era veramente millimetrico e come dicevo prima al telefono, sarei stato curioso di vedere la situazione al contrario, cioè il fuorigioco millimetrico di un attaccante della Juve che casualmente lì invece avrebbe avuto 8 decimi, non 15. Ma vuoi commentare una situazione che è stata vista e letta bene da un segnaline? Una volta ogni tanto che vede bene, è giusto che... E casualmente succede sempre alle terne a favore della Juve, ma guarda che se sono 30 anni che succede così. L'ho fatto anche in nazionale sta cosa. 40. No, naturalmente scherziamo. Beh, chiaramente. Comunque dai, siamo a Tamai per la seconda giornata di campionato dove si incontrano sia il Tamai e il Belluno, che sono tutte e due vincenti dopo la prima giornata, quindi sono in testa alla classifica. Sono 2 formazioni che sicuramente daranno fastidio alle 2 grandi favorite che naturalmente sono il Padova e l'Alto Vicentino del nostro amico presidentissimo. E senz'altro oggi vedremo una bella partita, tra l'altro una bella giornata, il campo è in perfette condizioni. Se vuoi posso dare le formazioni, certo, del Tamai e del Belluno. Il Tamai si presenta con Pedesson, Menenghel dal bianco, Colombera, Furlan, Faloppa, Pavan, Petris, Sellan, Zambon e Furlan. Mentre per quanto riguarda il Belluno gioca Schincariolli in porta, Pescosta, Pellicano, Masoc, Sommacal, Merli, Miniati, Bertagno, Corbanese, Dinca e Duravia. E per il momento è tutto e ci sentiamo più tardi allora. Benissimo, vedi se riesci a rintracciare anche l'avvocato Mazzarella magari. Sì, dovrebbe essere qua, infatti volevo fare un commento sul Pordenone, sulla partita di ieri. Sì, ma questo magari lo facciamo in un secondo collegamento, Sì, visto che sì, adesso... assolutamente. Benissimo.
perfetto, dunque sono già cominciate le 2 partite di Lega Pro, perché qua quest'anno è veramente un problema seguire tutta sta gente, perché alle 14:30 sono cominciate Pavia, Feralpi, Salò, per quanto riguarda ovviamente il girone che riguarda il Pordenone, Torres, Lumezzane, tutte e 2 le partite sono ancora sullo 0-0, visto che stanno giocando più o meno da 25 minuti, no, 15 minuti, scusatemi. Gemma! Sappiamo che gran parte dei nostri telespettatori sono fan del Fontana Fredda anche, sì, no? Perché ce ne sono parecchi che ci seguono e abbiamo un altro collegamento, quello con Maurizio Mazzon per Fontana Fredda Mezzo Corona. E allora, carissimo Maurizio, la prima in casa di questa stagione nuovamente col Fontana Fredda in Serie D, dopo il bel pareggio in trasferta, che cosa ci aspetta? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Fontana Fredda questo pomeriggio? Noi ci dobbiamo aspettare, noi speriamo di vincere, ovviamente, di poter vincere la partita. È chiaro che insomma, lo sappiamo bene che non sarà facile, ma comunque siamo fiduciosi, dai. Ecco, ci sono novità nella formazione che schiererà questa domenica il mister, o mantiene l'assetto della bella prova in trasferta di domenica scorsa? L'assetto della prova sarà mantenuto, al posto dello squalificato Tonizzo c'è Ceolin, quindi Miguel Ceolin in mezzo al campo al posto di Tonizzo. Giochiamo con 3,96 e 1,94 dal primo minuto. Beh, famoso il vivaio del Fontana Fredda, quindi giustamente utilizzate giocatori che insomma sono lì da voi da parecchi anni, come il successo poi della stagione dell'anno scorso è stato questo, no? Avere tanti ragazzi nati proprio nelle vostre squadre. Certo che sì. Certo che sì. Senti, qualche altra novità da Fontana Fredda? Qualche altra novità, spero di comunicartela in breve tempo, magari con il gol del vantaggio. Ecco, verrebbe veramente bene. Benissimo, ringraziamo naturalmente. Scusa, qualche novità, che oggi l'ingresso delle squadre sarà salutato da una parte del nostro settore giovanile con i ragazzi in divisa e che saluteranno l'ingresso delle squadre. Benissimo, perfetto. Allora ringraziamo Maurizio Mazzon, torniamo un attimo, grazie a Maurizio ci sentiamo naturalmente, ci chiamerai nel momento in cui speriamo il Fontana Fredda segnerà, e anche perché a noi del Belluno, parliamoci chiaro, anche se ci guardano, non ci vedono a Belluno, no? Possiamo dirlo, non ce ne frega niente? Non frega niente. Ecco, sentila. Va bene, allora dicevo, eravamo rimasti sul gioco, l'1x2, no? Ma non abbiamo fatto vedere che cosa si vince giocando all'1x2. Si vincono 6 ottime bottiglie di vino, guai se no siamo in Friuli, 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di Montepulciano. Con etichetta Pascià, e poi vi diremo anche la cantina abruzzese che produce questo vino che è veramente speciale, io personalmente l'ho provato. Poi tu abiti, si può festeggiare, abbiamo dimenticato le bottiglie qua sotto questo pomeriggio, vabbè, vedremo se le faremo vedere, no? Vuoi aprirne già una, così partiamo in allegria, in diretta, così. No, così entriamo, Ettore, entriamo nel clima di Friuli Doc, no? Via avanti, vino a tutti, praticamente termina uno, comincia l'altro. Sì, no, poi da qua ci spostiamo tutti a Friuli Doc, ci portiamo via anche le telecamere, continuiamo ad andare. Facciamo tutta la diretta da là. Sì, chi è che fa la diretta? Deve essere Astemio, altrimenti... La diretta la farà Francesca, no. Perché lei ha anche un ruolo istituzionale, quindi tu sei posata, non sei matta come noi, no? Boh, se non beve va bene allora. Non ti conosci ancora bene. Torniamo a Edi e torniamo, prima di farvi vedere i tabelloni di tutte le partite di questo pomeriggio, parliamo ancora un po' di questa partita di ieri sera. Cos'è, a parte l'atteggiamento mentale che ci hai spiegato prima, eccetera, cos'è che più ti ha dato fastidio nel gioco, o forse anche nel poco gioco dell'Udinese? Prima di parlare del poco gioco mi aggancio a quello che hai detto tu prima. Che andiamo a Friuli Doc dopo? Il timore reverenziale, cioè un po' anche gli inchini che fanno gli arbitri a favore della Vabbè, ma oramai è un dato di fatto, non è... Ieri sera, se fosse stato convalidato un gol annullato in forma proprio millimetrica, forse qualcosa sarebbe cambiato, perché era il pareggio dell'Udinese. Sul fronte opposto forse questo non succedeva, l'hai detto tu, cioè la storia a parlare. Purtroppo a pensare male, come diceva il mitico Andreotti, ci si priglia. No? Comunque sì, l'atteggiamento troppo rinunciatario della squadra nei confronti delle grandi, quindi secondo me anche al pubblico devi dare quello stimolo per alimentare i propri entusiasmi. Certo. Ma poi partire all'inizio dicendo ci salviamo, non pensiamo ad altro.
e pretendere che poi il pubblico faccia abbonamenti e vada allo stadio. Beh, forse quest'anno va anche meglio visto la condizione. Poi parliamo anche dei problemi dello stadio, voi che sapete, perché io non... problemi di ingegnere. Stanno venendo fuori un po' di muri. Sì, allora, fermo lì perché abbiamo la Gemma là che ci sta guardando. Sì, salutiamo gli amici che ci stanno già scrivendo per i nostri giochi, tutti e due. E poi, siccome si parla di Friuli Doc, vogliamo interpellare un intenditore che non del Friuli Doc, ma in generale, no? Delle bevande. Del buon mangiare e del buon bere. Esatto, mister terzo tempo. Il fricco no, a Monfalcone non c'è il fricco. A Monfalcone non è tipico il fritto, ma la iotta, vero? Neanche. No, aspetta. neanche la iotta è più un piatto fiestino. Bene, ma l'anno scorso mi hai fatto mangiare la iotta a Monfalcone, tu, voglio dire. Cosa vuol dire? Siamo mica razzisti, mangiamo tutto quello che c'è di buono poi, Allora, siamo passati dalla Serie D purtroppo all'eccellenza e con noi ovviamente collegato il mitico Roberto Visentin in trasferta a Manzano, quindi navi contro sedie, via. Navi contro sedie, sì, le navi stanno viaggiando abbastanza bene, le sedie un po' di meno, però parliamo naturalmente della verità, del cantiere e del triangolo della sedia. Chiaro. Però a parte gli scherzi stiamo viaggiando bene anche con la squadra, abbiamo vinto anche in settimana in Coppa Italia, anche se un po' stentatamente, ma comunque l'importante è fare il risultato. Cosa dice il mio amico Dennis? Il tuo amico Dennis è contento? venerdì alla cena, diciamo, di fine allenamento non c'era perché, anzi, cogliamo l'occasione per fare gli auguri alla sua signora che ha compiuto gli anni e quindi giustamente è assolto ai doveri di capofamiglia. Sì, perché sennò con voi, andare a cena con voi si torna a casa alle 3 di mattina, quindi sì. Cosa? Dico, per esperienza personale, al venire a cena con voi si torna a casa alle 3 di mattina, minimo. Bravissimi. Sì. Mezzanotte tutti a casa. Sì, guarda. Come Cenerentola. Perché devo vegliare sui ragazzini, quelli più giovani, devo portarli a casa direttamente. Allora, io so cosa avete fatto. Prima siete andati a casa e poi siete andati in quel bel locale di cui tu mi parlavi, famoso Monfalcone, vero? Sotto là, diciamo. Si scendono le scale per entrare in quel club. Così, esatto. per 3 metri sotto il cielo. A 3 metri, mamma mia. Ma perché io e te ci siamo conosciuti? Io devo ancora capire questo, no? Ma perché non ci siamo frequentati tanto anche, vorrei per dirti. fortuna. No, ma pensa che se quest'anno, no? Allora, il Pordenone... Forse saremo in qualche casa di cura adesso. Sì, penso di sì. No, ma perché quest'anno, sai che il Pordenone con la Lega Pro che giocano, penso che prima o poi faranno anche una partita alle 6 di mattina di un mercoledì così, giusto per gradire. Sì. Allora, mi capiterà, anche mi piace, insomma, come ho fatto ieri pomeriggio, anche sabato prossimo andrò a vedere il Pordenone al Bottecchia. Pensa se guai ci fosse il Monfalcone in anticipo. Cioè, ne abbiamo 3, te li posso già anche elencare. No, abbiamo ti prego. 3 anticipi già messi in programma, benissimo. Praticamente preparati e sarà uno con il Charlins, uno sarà con l'Itra San Marco e il terzo però devo dire la verità che non mi ricordo. Mi verrà in mente. Ed è di sabato? Tutti, sì, 3 anticipi di sabato, sì. A Monfalcone? Già scapiterà l'andata a Monfalcone e quindi devo andare su booking.com per prenotare un albergo per quel sabato notte, insomma, già capito? No, troviamo, non ti preoccupare. Vabbè. Troviamo. Non serve prenotare. Ok, vuoi che parliamo anche un po' di calcio o pensi che può stare così? Perché serve. No, guarda. No, vabbè, Monfalcone quest'anno non dico che può fare una passeggiata, ma la squadra è sicuramente attrezzata per, insomma, tornare, secondo me, nella categoria dove le compete, ovvero sia la Serie D. Ma a Manzano come la vedi? Allora, innanzitutto la squadra della Manzanese è una squadra sempre ben disposta in campo, fatta anche quest'anno, per quel che so io, con tanti ragazzi giovani, però anche tanti prodotti dal vivaio manzanese, quindi anche con una certa esperienza, diciamo, perché più di qualcuno ha già fatto la categoria anche gli anni passati. Quindi sicuramente non sarà una passeggiata come suol dirsi, anche perché abbiamo visto anche nelle partite di Coppa Italia che le squadre affrontando il Monfalcone fa un po' la parte della Triestina di 2 anni fa, cioè la squadra da battere, poi con qualche giocatore anche come Godeas che ha dei passati in Serie A come professionisti, magari cercano di fare qualcosa in più
che è normale che sia. Certo. Oggi la squadra che è presentata, diciamo quella squadra titolare più o meno, in panchina solo a campo ai Bardini, per quanto riguarda gli altri più o meno gli stessi, con Godes al centro dell'attacco, supportato da Novati e Bertoni. Al centrocampo Miraglia e Zetto. Dopo che ti dico, i tifosi sono arrivati con 2 pulmini, si sono messi fuori per fare la merenda classica del pre-partita. Che non ci facciamo mancare mai, vero? Del post-partita. Non manca mai, non manca mai. Allora, Roberto, noi ci sentiamo nel corso della partita, naturalmente tutti gli aggiornamenti subito in diretta da Manzano. Molto volentieri, se avete piacere vi chiamo subito. Sì. Assolutamente, chiamaci appena ci succede qualcosa, va bene? D'accordo. Grazie, grazie mille. Ciao. Dunque, grazie. Prima di andare in pubblicità io direi allora di andare a vedere quella che è la giornata di Serie A che si gioca oggi pomeriggio, perché le squadre stanno scendendo in campo. Allora, se la regia ci dà il cartello, prego Ioanna. Allora, abbiamo Empoli-Roma 0-1, sì. Juventus-Udinese 2-0. Giocata ieri, poi? Sì. Poi abbiamo la domenica, che abbiamo Sampdoria-Torino. 2-0, ha vinto la Sampdoria 2-0. Poi Cagliari-Atalanta. Benissimo. Fiorentina-Genoa. Sì. Inter-Sassuolo. Bravissima. Lazio-Cesena. Cesena. Napoli-Chievo. Sì, questo pomeriggio. E questo pomeriggio alle ore 20:45 abbiamo Parma-Milan. E il lunedì 15:09 ore 20:45 Verona-Palermo. Quindi questa è la Serie A che non è spezzettata come la Lega Pro, perché adesso se ci mandate il cartello della Lega Pro Girone A dove milita il Pordenone, guardate che bello spezzatino. Allora, e che hanno giocato di sabato, perché ci sono carovedi anche di venerdì qua le partite. Allora, giocate ieri, Albino Leffe Como 2-0, 0-2 scusatemi, a Mantova Venezia, Mantova 1-0, purtroppo Pordenone il Bassano ha vinto 3-0 sul Pordenone e il Sud Tirol l'ha piazzata al Monza per 1-0. Alle 14, scusatemi, alle 12:30 di quest'oggi si è giocato Renate Arezzo 1-1. Nel pomeriggio, alle 14:30, sono già cominciate Pavia, Feralpi Salò e Torres Lumezzana. Vediamo l'aggiornamento in tempo reale. Sono ancora tutte e due le partite sullo 0-0. Attenzione perché poi alle 16 c'è Gian Erminio contro Alessandria. Alle 18 Novara Cremonese e domani sera non ci facciamo mancare niente, alle 20:45 Real Vicenza Pavia. Tutte queste partite le potete vedere in diretta streaming su SportTube si scrive con una T sola, .tv. Devo dire che è un servizio che si vede molto bene, perché abbiamo visto anche noi domenica scorsa in diretta al Pordenone ed è un servizio molto bene. Per motivi che ne dici? Possiamo anche vederlo dal vivo noi? No, ma noi ci guardiamo la Serie A quest'oggi. Oggi non ci guardiamo la Serie A. La domenica scorsa che non c'era la Serie A ci eravamo guardati appunto Pordenone Venezia. Dunque questa era la Lega Pro. Invece vediamo cosa succede questo pomeriggio in Serie D. Si gioca la seconda giornata, ecco qua il cartello. Mori Santo Stefano Unione Arzignano, Union Pro Giorgione, Alto Vicentino Dro, Fontana Fredda Mezzocorona, Cras Repen Legnago, la Fenadora Clodiense, Montebelluna Bianco Scudati Padova, che si chiama così, in realtà è il vecchio Padova, Tamai Belluno e Triestina Sacilese. Andiamo prima di andare in pubblicità a vedere l'Eccellenza. Abbiamo già avuto un collegamento con l'Eccellenza e dunque questo pomeriggio a partire dalle 15, cioè tra pochissimi minuti, cominceranno Chions Zaule, Gemonese San Vitesi, SM Gradisca Ciarlins Muzzane, Lumignaco Cordenons, Manzanese UFM Monfalcone, Torre Vesna, 13° Tolmezzo Carnia e Virtus Corno Oltre. Facciamo la domanda tra bocchetto? Giovanna, di dov'è Oltre? Oltre. La squadra è oltre. È oltre. È oltre. L'amica grillina. Vediamo se... Francesca, di dov'è Oltre? Difficile. È in Friuli. Io da assessore allo sport del comune di Fogliano Re di Puglia mi occupo di solo baseball. di quello, no, mi occupo solo degli sport praticati a Fogliano Re di Puglia. Quindi noi abbiamo sostituito per motivi di vicissitudini il rugby con il calcio, quindi non abbiamo squadre che giocano a calcio, quindi io non posso sapere giustamente per filosofia aziendale non sei una grandissima sapere. Politica, devo dire. Ma loro la squadra sono oltre. Oltre. Vediamo se Roberto sa di dove è Oltre. Sono completamente impreparato. Benissimo. Anna, il 2. Tu che segui il calcio perfettamente. Edi non lo chiediamo perché lo sa sicuramente. Marta.
prova a pensare oltre, no? In Friuli, oltre... Ma in Friuli mi viene in mente solo una cosa, un negozio. Il negozio, benissimo, è vero? Giusto. Etero non glielo chiedo perché so che lo sa. Allora, oltre, torniamo a ribadire anche per gli amici a casa, perché è stata promossa quest'anno in categoria, è l'unione del comune di Faedis con 2 frazioni, vero certo. Edi? Correggimi se sbaglio, e quindi invece di chiamarsi Faedis chiamate All 3, cioè All in italiano scritto All perché sarebbe All 3, All 3. Questa è la vicissitudine del vecchio Faedis, no? Sono All Black. Più o meno come All Black. Vabbè, poi potremmo chiedere anche, vediamo, facciamo, dai, prima della pubblicità, facciamo 2 risate. Di dov'è l'Atalanta, secondo te? L'Atalanta di dov'è, Giovanna? L'Atalanta. Vicino a Zag? Diciamo... In Italia sicuro perché parliamo di Serie A. Questo Poi, è vero. nord, centro o sud? Nord, centro o sud? Nord. Benissimo. Dai, basta la regione? Sì, dai. Quale regione del nord è l'Atalanta? Eta. Ascolta, diglielo in arabo se vuoi, non in dialetto. O in inglese se vuoi. Ecco. Non in dialetto bergamasco. Allora, secondo te è in Lombardia o in Piemonte? Dai. Piemonte. Benissimo, Lombardia, ma va bene lo stesso. Ma era vicina però. Sì, beh, Piemonte infatti è nearby. Mi ha salvato. Sì, è il confine, no? Piemonte Sì, Lombardia. infatti. Vabbè, comunque l'Atalanta è la squadra di Bergamo. E allora, sono passate le 15 da 3 minuti, quindi sono cominciate tutte le partite sui campi che seguiamo. Più tardi avremo anche il punto della promozione, grazie al nostro amico Mauro, appunto in collegamento telefonico, che ci racconterà della promozione dopo la prima giornata di campionato che si è giocata domenica scorsa. C'è la pubblicità e allora cosa si fa quando c'è la pubblicità? Possiamo anche andare a mangiare. Ecco, benissimo! Sei già integrata. O magari possiamo anche ballare, facciamo qualche ballo. Facciamo qualche ballo di gruppo, allora sì. tiriamo via le poltrone. Trenino, Anche perché abbiamo Anna che è insegnante di ballo. Oltre ad essere una bellissima donna, anche insegna danza. Tu, ti vedremo dopo. Attenzione perché alle 16:30 uno scoop, la Giovanna che ci balla il reggaeton in una serata fantastica di Mucho caliente. Mucho caliente, quindi preparate i pacemaker, i maschietti oltre i 50 pronti col pacemaker. E allora c'è la pubblicità, seguite le informazioni commerciali dei nostri amici perché solamente grazie a loro noi siamo in diretta cercando di farvi divertirvi. E poi aggiornamento. Attenzione, gol. Che l'Atalanta è in vantaggio a Cagliari 1-0 dopo 3 minuti. Incredibile. Quindi il primo risultato che cambia, Giovanna, quindi segnalo, Cagliari. 3-0. No, Cagliari. Che è quello che tu hai nominato. 1-0. Esatto. Gira Ma ce pagina. l'ha preso uno, c'è Zeba già che ci guarda male. Ah, guarda. Cagliari Atalanta 0-1. Bene, seguite la pubblicità, continuate a giocare al 348 294 7672, c'è sia il 3 su 3 che l'1 per 2 e naturalmente dovete mandare anche dei messaggi per Giovanna, perché sarete voi a decidere se sarà lei la nuova conduttrice da dicembre in poi, va bene? Ci vediamo tra pochissimo, grazie. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne, romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio, solo per te. Donna, Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Una marcia tutti insieme per la solidarietà. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme presso la nostra famiglia. San Vito al Tagliamento. 2 percorsi da 6 e 18 km su strade asfaltate e sterrate. E poi gadget in regalo, la pasta asciutta alpina, la lotteria, il pranzo e la pesca di beneficenza con oltre 2500 regali vincenti. Tutti i fondi saranno devoluti per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e ausili terapeutici. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul.
Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotti, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci qua. Siamo rientrati dalla pubblicità. Abbiamo mangiato troppo? Abbiamo mangiato troppo? Non mi sembra. Che hai mangiato tanto, vabbè. Allora, in Serie D appena fatto un giro su Datasport, ancora tutte le partite al momento sembrano ferme sullo 0-0. Gemma, hai notizie dell'eccellenza? Niente, quindi diciamo i primi 10 minuti sono passati tranquilli per tutti, invece in Serie A abbiamo visto che l'Atalanta è andata in vantaggio sul Cagliari. L'unico risultato che si è sbloccato in questa domenica pomeriggio appunto che l'Atalanta sta conducendo a Cagliari 1-0, le altre partite le ricordo io proprio velocemente, tutto è fermo ancora sullo 0-0, Fiorentina-Genoa, Inter-Sassuolo, Lazio-Cesena e Napoli-Chievo. Anna, come si cioè, l'arte, no? Che la tua è un'arte, ballare è un'arte, poi tu ci racconterai, anche abbiamo delle immagini. C'entra qualcosa con lo sport, col calcio o tutta un'altra famiglia? Può c'entrare con la fascia dell'uomo. In che senso? Con gli uomini. Cioè? Cioè, nasco diciamo come insegnante di modern jazz, sì. Sono anche istruttrice fitness, insegnante di samba. Posso venire da te? Finire, sì. Ecco, dopo guarderai lei che balla reggaeton e ci darai anche un parere assolutamente. Mi dai un voto. Ecco, darai un voto. Beh, giusto, sei istruttrice. No, scusa Giovanni, c'è un aggiornamento perché in questo momento l'Inter sta conducendo sul Sassuolo 1-0. Quindi segna Inter 1, Sassuolo 0, quindi due partite si sono sbloccate, l'Atalanta vince a Cagliari e l'Inter in casa con Sassuolo. Gemma. Abbiamo un collegamento col signor Moreno Burlina. Benissimo, e allora Pordenone Club, Caffè Nogaredo, i miei grandissimi amici, e c'è Moreno. Moreno, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio. Sentilo, io so, stamattina abbiamo parlato, ti ho trovato affranto, sì. Quasi con le lacrime agli occhi per questa inguardabile Pordenone. Le lacrime negli occhi c'erano, insomma, perché la delusione devo dire che è molto grande. E niente, insomma, se il mattino si vede dal buongiorno, qui siamo proprio notte fonda, insomma. Notte fonda. Sì. C'eravamo un po' illusi per come giocava, per quello che si è visto nelle partite precedenti, però dopo ieri pomeriggio diciamo che la tristezza è tanta, insomma, forse è il caso di cominciare a farsi delle domande. Senti, allora tu fai parte appunto dell'unico Pordenone Club che c'è a Pordenone, ricordiamolo che è in via Sclavons è ancora Pordenone, io ho già Cordenons. E siamo appena dentro Cordenons, ecco, dopo il confine. Caffè Nogaredo, i miei amici che mi hanno dato una mano quest'estate a fare giornali e caffè, in quanto io oltre a fare colazione gli zanzavo i giornali, e quindi ti ringrazio anche di questo Moreno ovviamente. Senti, allora, ieri sera erano circolate voci, no, di questa riunione al vertice, dove sembrava che si dovesse decidere il futuro di Zauli, allenatore del Pordenone, già la quarta partita messo in discussione. La voce del tifo organizzato di Pordenone cosa dice? Ma diciamo che siamo un po' cauti
perché insomma di voci ne circolano tante, però poi alla fine bisogna vedere quali saranno le decisioni prese. Per adesso non si sa assolutamente niente, però diciamo che insomma qualche soluzione bisogna pur trovarla. Forse è prematuro parlare della sostituzione del mister, però insomma, come ripeto, notte fonda, sono tutti un po' pessimisti, insomma, anche perché ci chiediamo, ma valeva la pena smantellare completamente la squadra per poi mettere degli innesti, insomma, che bene o male a nostro avviso, insomma, non è che siano migliori di quelli che se ne sono andati, anzi forse questi ci mettevano un po' più di grinta, quella che ieri proprio è mancata, cioè, sembrava una squadra mercenaria messa lì giusto per... Sì. Diciamo che forse possiamo salvare, correggimi se sbaglio Moreno, per quanto riguarda la mia opinione calcistica, che è praticamente uguale a zero, vista la mia conoscenza del calcio, diciamo che possiamo salvare i primi 20 minuti del Pordenone ieri, poi come hai detto tu non profonda. Possiamo salvare i primi 20 minuti, però diciamo che sempre finché l'altra squadra non inizia un po' a spingere, quando gli altri iniziano a spingere abbiamo finito di... abbiamo avuto, adesso obiettivamente su 6 partite ufficiali, 4 di campionato e 2 di Coppa Italia, abbiamo incassato 15 gol. Poi vabbè, se vediamo un po' gli episodi, come sono andati, insomma, io dico sempre, la sconfitta ci può stare perché gli altri sono lì per vincere come lo siamo noi, però perdere è perdere, essere distrutti è un altro discorso. Io appunto ripeto, un'opinione mia come quella degli altri ragazzi, così, siamo rimasti proprio delusi profondamente, perché non è che riesci a vedere la luce in fondo al tunnel, sembra tutto buio, insomma. Io spero che ci siano delle possibilità di miglioramento, che insomma ci paghi un pochettino lo scotto del salto di categoria, che ci siano delle attenuanti. Poi la squadra diciamo che è stata completamente rivoluzionata, forse ancora non ci sono le geometrie, le conoscenze, insomma, però insomma siamo molto delusi. Speriamo insomma che ci sia qualche cosa che possa farci riprendere, anche perché ultimi in classifica con una valanga di gol subiti, diciamo che così ci preoccupa la cosa. Certo, allora Moreno io ti ringrazio naturalmente di questo tuo intervento, spero di averti nostro ospite qua a Udine proprio fisicamente domenica prossima, così commenteremo la partita di sabato naturalmente. Ricordiamo che a Caffè Nogaredo si acquistano anche i biglietti per lo stadio Bottecchia, visto che sabato il Pordenone gioca con chi? Sabato Moreno? Con il Giana. Col Giana, quindi se non si Giana, vince, sì. Se non si vince col Giana... Cosa dici? Io dico sempre forza Pordenone. E magari ci vediamo la settimana prossima. Assolutamente, grazie a Moreno, grazie naturalmente al Pordenone Club, ricordiamolo che si trova a Cordenons, via Sclavons, il Caffè Nogaredo, appunto sede del Pordenone Club. 2 risultati cambiati tutti e 2 in Lega Pro, a Pavia, il Pavia e Ferrari Salò sono sull'1-1, mentre a Torres, che è una squadra di... Sì, d'accordo, va bene. Ha già dato una bella risposta. È bella cosa di calcio. A Sassari il Torres 1, Lumezzane 0. Gemma, ti vedo... Sì? No, sì. Tutto bene. No, c'è un aggiornamento Porcia Fiume 1-0, gol di Casagrande. E abbiamo un altro aggiornamento al volo, perché l'ho preso al volo, quindi non so il risultato, ce lo dice lui, Roby Visentin. Benissimo, allora, prego Roby. Gol dell'ex, però per la parte contraria. Ha segnato la Manzanese con Bergamasco. Perfetto, non tanto, no? La forbita generale in difesa e la spinta in porta. Benissimo. Quindi 1-0 per loro. Non benissimo. Beh, ma succede come domenica scorsa. Succederà come domenica scorsa, Roberto. Speriamo, però intanto no, adesso abbiamo fermato la palla al limite dell'area. Sì, abbiamo avuto una piccola occasione noi e dopo però forbita generale sul calcio da fermo e sono andati in vantaggio.
Bene, allora Roberto, naturalmente linee aperte per te per l'aggiornamento sempre di questa premia di eccellenza. L'unica squadra, appunto, l'unica partita che si è mossa in eccellenza è proprio questa, al momento Manzanese Monfalcone 1-0, mentre ricordiamo il risultato che ci ha dato la Gemma è la prima, scusatemi, la promozione Girone A, anche qua un solo risultato cambiato, Porcia Comunale Fiume Bannia 1-0, si gioca a Porcia. Prego Gemma. Sì, volevo leggere un messaggio che è arrivato di un nostro ascoltatore, storico ormai possiamo dire perché me lo ricordo dall'anno scorso. Bene, Sarà per il paese... non voglio insegnarti niente, ma ascoltatore era quando eravamo in radio. Sì, scusami, sì, hai ragione, un telespettatore, va bene, ok. Dice, ben ritornati con la mia trasmissione preferita della domenica, complimenti per la simpatia, firmato Eddo di Brugnera. Salutiamo Eddo. Ciao Eddo di Brugnera, che naturalmente tu ogni giorno vai a pagare perché ci guardi, visto che abiti a Brugnera. Buon pomeriggio Eddo. Sappiamo questo, no? Perché insomma tanti scrivono da Cordenos perché io faccio il giro di Sprizzaparo la sera in piazza, esatto, per appunto farli tutti ben divertire. In Serie D incredibile, dopo 20 minuti, 18 minuti, non è successo ancora niente. Mentre in Serie A, Omar? Sì, ricordiamo che le partite in programma, insomma, per il momento sono sbloccati solo 2 campi, per precisione l'Atalanta che sta conducendo 1-0 sul Cagliari e l'Inter che sta vincendo a San Siro contro il Sassuolo per 1-0. Nelle altre partite, così, mentre voi giustamente parlavate anche di cose più importanti rispetto al calcio, abbiamo visto di un Napoli-Chievo, praticamente un assedio del Napoli, 4 occasioni, gol nel giro di 15 minuti, molto bravo l'estremo difensore clivense a evitare in più occasioni la capitolazione, mentre l'Inter, seppur in vantaggio, ha già rischiato in 2 occasioni di subire il pareggio, un po' distratta, un po' ballerina la difesa nerazzurra, mentre in altre partite insomma, il Genoa sta controllando bene le folate della Fiorentina, un Genoa che riparte in contropiede, io lo chiamo così, insomma, sì. Non dico ripartenza, ma va via in contropiede e cerca in qualche maniera insomma, di bucare la difesa viola, mentre Lazio-Cesena insomma, per il momento 0-0, ma il risultato è giusto. Ripetiamo, siamo circa al 20° circa su tutti i campi, qualche minuto prima sono cominciate altre partite, ad esempio a Roma, se non mi ricordo male, si gioca appena al quarto d'ora, come a Napoli siamo sul 16°, mentre ad esempio a Cagliari siamo intorno al 20°. Bene, Eddie, scendiamo dalla Serie A e parliamo Ecco la Lazio in vantaggio. Ecco, in diretta Lazio in vantaggio, quindi Lazio 1, Cesena 0. Ecco. Okay. Lazio 1, Cesena 0. Dal tuo osservatorio, no? Io so che tu segui molto tutto il calcio regionale, sicuramente seguirai il Pordenone, abbiamo sentito uno dei capi della tifoseria del Pordenone. Cosa ne pensi? Tu sei naturalmente super partes, perché tu magari sei tanto affezionato all'Udinese come me. Ma seguo. Cosa ne pensi di questo avvio così del Pordenone? Sta pagando un po' lo scotto del passaggio di categoria, perché passare in Lega Pro per qualsiasi matricola è dura, nel senso che in Lega Pro ci sono organici molto attrezzati con squadre blasonate, vedi Como, Cremonese, quindi è difficile per tutti accedere a quella categoria. Poi, come diceva il telespettatore, cambiare radicalmente l'organico e soprattutto l'allenatore, perché Parlato lo scorso anno aveva fatto molto bene, non so che cosa ci sia stato dietro le quinte di questa sostituzione, quindi un insieme di fattori che portano a un campionato molto difficile per il Pordenone. Adesso è presto per parlare di cambio di allenatore, ma una svolta la devi dare. Certo. La squadra è radicalmente cambiata, deve assemblarsi, forse però troppi gol subiti, 5-4 la scorsa mercoledì sera, sì. Salò dopo che vincevi 4-2. Quindi... E 3-1, 4-2 era stato. Quindi sì, ci sono molte cose da registrare evidentemente. Pensi che il fatto che vabbè, è buona ultima insieme a tante altre squadre, anche se bisogna vedere anzi domani sera, no? L'evoluzione della classifica, proprio perché questo fatto che la Lega Pro gioca divisa in tantissimi momenti diversi, no? Nel weekend, esatto, però solo un punticino dopo affrontare la quinta partita solo con un punto può essere già, diciamo, mentalmente, no? Perché è chiaro che con i 3 punti si sta su poco a recuperare, ma a livello mentale, no? È un ambiente che ieri a un certo punto allo stadio, succede a Pordenone purtroppo come succede a Udine, la gente fischiava, e quello non è positivo, perché se tu sostieni la tua squadra, anche se la squadra sta giocando male, la delusione dei tifosi che si aspettavano qualcosa di più da una categoria sicuramente più prestigiosa di quella dello scorso anno,
quindi è comprensibile. Diciamo che hanno giocato psicologicamente a sfavore del Pordenone, il recupero del Venezia, il recupero a 4 secondi, 7 secondi alla fine. Se avesse ottenuto i 3 punti ora forse la condizione psicologica sarebbe diversa, oppure nell'ultimo turno dal 4-2 al 5-4. Certo. Quindi si sono fatti sfuggire dei punti in maniera anche un po' sciocca, diciamo, certo. No? Una disattenzione sostanziale nel gestire il risultato. Sì, mancanza di esperienza, no? Alla fine, anche quello che dicevi all'inizio. Poi anche perché adesso, Giovanni, non puoi neanche dare più di tanto respiro, no, all'allenatore, perché se dopo 4 partite che giocano si fermo, la società comunque ha fatto degli investimenti, di conseguenza non è che può aspettare autunno inoltrato per... Devi dare anche tempo, perché ricordo 2 anni fa Guidolin con l'Udinese le prime 4 partite le perse, quindi l'Udinese era a 0 punti, poi è andata addirittura in Champions League, quindi un po' bisogna attendere, sì, però un cambio di mentalità lo devi adottare. Anche perché secondo me il passaggio dalla Serie D alla Lega Pro attuale sono 2 salti di categoria, non è più il passaggio diciamo che 1,5, dai, per essere sinceri. Ma anche 2. No, ma è un baratro, nel senso che in Lega Pro hai squadre di tradizione che hanno giocato addirittura in Serie A, quindi per un Pordenone che viene da una Serie D sicuramente c'è una grande difficoltà a inserirsi. Parlava di Serie D, in Serie D si sblocca il primo risultato, bam bam, e ovviamente il Padova, squadrone quest'anno, che si chiama Bianco Scudati Padova, ne rifila 2 immediati al Montebelluna, uno dietro l'altro, quindi Montebelluna 0, Bianco Scudati perdonatemi, Padova 2, e non riusciamo ancora, non hanno pubblicato i marcatori. No, il primo l'ha fatto ovviamente Ferretti, ex grande attaccante l'anno scorso del Marano, che arrivò a un gol solamente, mentre qua l'Inter fa il 2, mi sembra. Sì, ti confermo. Allora, se vuoi aggiornare, Omar. Allora, al 21esimo Inter 2, Sassuolo 0. Ecco, quindi scrivi Giovanna, che poi vediamo le partite oggi pomeriggio cosa succede, perché in Serie A si sta muovendo tantissimo. Prego, Gemma. Sì, adesso parliamo della promozione, facciamo il punto, abbiamo in linea Mauro Lizzi. Benissimo, allora Mauro Lizzi, buon pomeriggio e grazie naturalmente di essere con noi. Ti stai divertendo con tua figlia? Sì, mi sto divertendo, sono qui in piazza Fagagna, c'è il palio oggi a Fagagna, si ferma per il palio, quindi sì, a me... tant'è che ieri il Fagagna ha giocato in anticipo ieri proprio anche per queste motivazioni. Esatto, pensa che a me è dato un permesso speciale oggi per venire a presentare qua, perché sennò facevo parte anch'io della gara dei somari, ovviamente. Esatto, è ovvio. Il famoso San Siro del Friuli. Il San Siro di Friuli. Allora Mauro, facci il punto della situazione sulla promozione, tu sei il nostro esperto oramai, come si dice, acclarato da domenica scorsa, del girone A e del girone B. Nel girone A il Porcia sta già vincendo, sì, 1-0. Sì, allora, diciamo che il campionato quest'anno è stato un po', la stesura dei calendari è un po' curioso, perché ha messo di fronte subito un paio di scontri diretti. Mi riferisco a Fiume Banni, a Flaibano di domenica scorsa e a Flaibano di Rivignano di oggi, che praticamente sono scontri che, vabbè, siamo all'inizio, però c'è la curiosità di vedere, insomma, quelle che potrebbero essere le candidate alla vittoria finale già da vedersi di fronte. Ovviamente siamo all'inizio, insomma, esporsi in valutazione è un po' prematuro, però la curiosità di chi deve confermarsi, come l'ha fatto ieri il Fagagna, che ha raggiunto la seconda vittoria consecutiva, e chi deve appunto decollare verso i suoi progetti, le sue ambizioni, questa è un po' la situazione. Mi riferisco poi anche, insomma, oggi abbiamo il Diana di San Vito che fa il suo esordio assoluto nella sua storia in casa, dopo il traumatico debutto di domenica scorsa a Rivignano, e quindi diciamo che, ecco, io consiglierei di andare a vedere Flaibano Rivignano oggi. Bene. Per quanto riguarda il B, nel B anche qui insomma, conferme e riscatti, conferme da parte della Torviscosa, che reputo un candidato alla vittoria finale, riscatti e conferme evidentemente anche per l'Aurora, uno scontro interessante Sevegliano-Aurora dopo il boom dell'Aurora della settimana scorsa, che ha rifilato 3 pappine alla Juventina, e riscatto appunto della Juventina che gioca in casa col Cervignano e diciamo così ha cambiato molto la Juventina, però è sempre stata una squadra di medio-alta classifica. Ecco, questo è un po' le cose più interessanti secondo me di questa settimana. Ripeto, siamo all'inizio, c'è tutto ancora da campionato, delineare, quindi
e poi ci sono le coppe di mezzo, diversi hanno fatto turnover, i miei amici di Fagagna che mi hanno detto 10 undicesimi diversi mercoledì scorsa nello scontro col Flaibano di Coppa, e quindi diciamo è prematuro fare valutazioni, però diciamo che quando fra 28 partite può darsi che magari Flaibano e Livignano discuteranno del risultato di oggi, ecco. Certo. Perché poi alla fine i punti di oggi sono quelli, valgono la stessa misura di quelli alla fine. Sì, magari sono quelli che peseranno proprio, no, alla fine, no? In caso di... Sì, perché poi gli scontri diretti effettivamente sono così. Benissimo. Mauro, niente, allora io ti ringrazio naturalmente per questo intervento, spero di averti il nostro ospite in carne ed ossa nei nostri studi domenica prossima. Perché sì, vediamo, dai, mi ero ripromosso, vedremo ci vediamo senz'altro. Non c'è il palio dei sommari a Fagagna e quindi naturalmente... Se no potremmo fare un paio di sommari qua dentro, non serve neanche portare gli animali, siamo io, Marco Stantini, si può fare. Il percorso c'è. Va bene, dai. L'erba ce l'abbiamo per terra, quindi. Poi ci sono i dolci. Ci sono i dolci per gli asinelli, esatto. Ecco. Va bene, grazie a Mauro. Grazie e buona domenica. Nel frattempo c'è un rigore a Napoli. Edi, c'era rigore? È da rivedere. Rigore come quando l'arbitro fischia, diciamo qualcuno. È da rivedere. Adesso vedremo. Giacomelli di Trieste di solito è uno molto deciso. Anche a munizione. Quindi si presume che se lui va così sicuro il rigore ci sia. Ecco. Sì, direi anche netto il rigore. Non so perché. Sulla gamba. Sì. Che dopo magari accento alla caduta. Accento alla caduta. Però, insomma, ma c'è comunque, non è che si è buttato. Lui diciamo che ha seguito un po'. Quante volte vedete un giocatore, anche a livello di calcio giovanile, quante volte vedi un giocatore saltare il portiere in uscita? Gli va sempre addosso perché sa che manda fuori il portiere. Parata. Ecco, tanto ha parato rigore. Bene, quindi non cambia nulla. Ormai c'è quel vizio. Ricordiamo che a Chievo era stato annullato comunque formato un'azione da gol prima. No, ma era fuori gioco. Sì, d'accordo, però voglio dire, in contropiede il Chievo aveva rischiato di metterla a palazzo a Napoli, che non sarebbe neanche male, voglio dire, in virtù anche della prossima partita che ricordiamo domenica prossima a Udine alle ore 18, mi sembra, Edi? Esatto, sì. Cioè Udinese-Napoli. Gemma, sentivo che squillava il mio telefono. Potevi mettere in diretta qualcuno dal mio telefono, non so. No, perché era uno sconosciuto e si devono identificare prima. Era uno sconosciuto, un numero sconosciuto era. Sì, io volevo chiedere a Joanna, che ne dice di rilanciare i giochi insieme? Abbiamo voglia di giocare? Sono pronta. Bene, benissimo. Benissimo. Joanna è pronta a giocare, quindi attenzione agli amici a casa. E allora, il primo gioco come si chiama, Joanna? 3 su 3. Benissimo, quindi bisogna indovinare 3 risultati, le partite sono una già giocata. Juventus Udinese 2-0. E poi oggi pomeriggio Fontana invece... Fredda e Mezzocco. Mezzocorona. Mezzocorona. Sì, perché c'è il tavolo che non riesce. Triestina e Sacilese. Sacilese. No, perché c'è il tavolo che le impedisce tutta la visione. Allora qua bisogna dare i 3 risultati precisi, basta darne 2 ovviamente perché è già stata giocata la partita di Torino, quindi Juventus Udinese 2-0, ricordiamo, voglio ancora fare i complimenti ai nostri amici che hanno giocato su Facebook, solamente 2 l'avevano azzeccata, Juventus Udinese, ancora ricordiamoli, Andrea Alberti e Matteo Grolla, complimenti, anche se, voglio dire, se vi pendo ve le do. Sai Giovanni, c'era Marta che voleva fare anche lei il commento sui 2 gol. Assolutamente, prego Marta, il commento tecnico di Marta. Oh, erano bellissimi. Bellissimi! Sono le parole di donne. Le parole di donne. È molto spigliata la ragazza. Invece Ettore ci commenta il fatto che la Svizzera ci ha cacciato dalla Coppa Davis, in quanto Fognini ha perso al tie break 3-0. Stava vincendo 6-5 e poi ha perso 7-6 proprio al tie break. Ecco, quindi 3-1. Sì, vabbè, ma comunque già dalle prime battute si vedeva benissimo, è cominciato a mezzogiorno, si vedeva benissimo. È rimasto sul 2-2 poi al primo, poi ha cominciato a dilagare. Sì. Senti, ma perché le donne stanno facendo bene nel tennis mentre i maschi... anni fa si dava la colpa a Galgani, no? Quando per 30 anni, no? Più o meno è stato presidente. Secondo me perché gli uomini vanno a donne, le donne no. No. O si presume tale. Oddio, ultimamente sì. Perché onestamente adesso il mondo è un po' cambiato. C'è l'uso promiscuo. C'è l'uso promiscuo, per questa cui è bella. Eviterei. Ma il problema è un altro, noi dal 98 non arrivavamo in finale, adesso siamo stati ancora ricacciati, non dimentichiamo che siamo andati in Serie B e poi in Serie C. Abbiamo vinto la prima, forse Coppa Davis, l'unica, nel 76. E perché l'abbiamo vinta? C'è anche un motivo, in Cile. Avevamo lo squadrone Panatta, poi c'era Barazzutti,
E se non ricordo male il capitano era Pietrangeli. Il capitano sì. era un giocatore. Sì, esatto. Mentre Berardinelli era il direttore tecnico. Sì. Poi c'era l'altro, perché Barazzutti, poi c'era Zuccarelli, che era la riserva. Chi Sala. era che faceva il doppio con Panatta? Perché non era con Barazzutti. Zuccarelli. Sì, ma era un altro. Intanto l'Inter è andato sul 3-0. Comunque il problema è che l'Inter è andata sul 3-0. Bene. Pratica archiviata. Johanna, pratica archiviata. Il problema è che non abbiamo la mentalità, forse gli uomini non hanno la mentalità impostata come le donne. Basta vedere il gesto di stizza che oggi ha avuto anche Foglini, che dopo l'ennesimo doppio fallo ha scaraventato la racchetta e ne ha preso un'altra. Beh, se ti ricordi Panatta le spaccava. Vabbè, Panatta le spaccava, anche McEnroe le spaccava se per questo, a fare anche altro. Però manca la mentalità. Facciamo i tornei, facciamo tutto, ci sarà un torneo adesso siamo 10, se non ricordo male, il 26 o il 27 settembre. Sì. Cioè, però mancano le qualità. Foglini, 75esimo del mondo, non ha fatto niente contro Federer, mentre mettiamo Belotti, Foglini scusi, 17esimo, mentre Belotti è 75esimo, ha fatto una gran partita contro Federer. Domani, anche se vinciamo, abbiamo perso 3-2. Sì. E allora che abbiamo risolto? Niente. Beh, abbiamo giocato comunque due giocatori che sono nei primi 5 del mondo, voglio dire, sì. Primi quattro, perché c'è il terzo Federer e il quarto Wawrinka. Sì, diciamo che in Coppa Davis si è già visto, no, che squadroni tipo gli Stati Uniti non arrivavano in fondo, nonostante avessero quella volta McEnroe. Sì, ma singolarmente erano dei grandi giocatori. Sì. Poi in squadra, individualmente, magari. Infatti, come ho detto l'altra volta, il problema è psicologico. Sì. È uno sport singolo. Se lo fai in singolo devi calcolare la tua mentalità e la tua psicologia. Quando sei in coppia, ci sono certe coppie, per esempio Foglini e Belotti, che hanno gareggiato benissimo. Sì. Altre coppie che non riuscivano neanche a trovare il bandolo della matassa. Bene. Gemma? Sì, c'è un aggiornamento che ci arriva direttamente dal nostro inviato Maurizio Mazzon per Fontana Fredda Mezzocorona. Dacci buone notizie, Maurizio! Sì, ha segnato De Martini. Bene, quindi 1-0. Un'azione corale sulla metà campo del Mezzocorona, ha fatto la largata ad Autolan, che ha fatto un ottimo lavoro, ha puntato un uomo, ha saltato la messa in mezzo e il tuffo di testa De Martini. Gol splendido. Bene, grazie Maurizio. Com'è la partita fino alla prima mezz'ora? In questo momento noi abbiamo avuto 2 palle gol, loro una in contropiede, comunque stiamo gestendo abbastanza bene fino a questo momento. Bene. Maurizio, grazie, naturalmente linea aperta per eventuali ulteriori e speriamo aggiornamenti a favore del Fontana Fredda. Quindi ricapitoliamo la Serie D, è tutto sullo 0-0, a parte appunto Fontana Fredda Mezzocorona 1-0 e a Montebelluna Bianco Scudati Padova 2, ovvero sia il Padova 2 e Montebelluna 0. Questo per quanto riguarda la Serie D. Io direi che ci fermiamo perché c'è la seconda parte pubblicitaria. Giovanna, Direi anche tu torni a mangiare? Possiamo dire Cosa possiamo vince dire? per noi Udinese. Ma l'Udinese ha perso già ieri, deve vincere domenica prossima l'Udinese. Sì, o no? Dispiace molto. Molto? Muccio. Gemma. Prima di fermarci c'è Piero Antonio Stella che ci ha chiamato così al volo, sentiamo gli aggiornamenti per Triestina Sacilese. Vediamo, Trieste cosa succede? Prego Piero Antonio. Sì Giovanni, niente, nessun gol, però volevo appunto aggiornare, visto comunque partita bella qui allo Stadio Rocco e la Ese 2 volte vicinissima al vantaggio, di cui una veramente può imprecare alla sfortuna avendo colpito una traversa da posizione ravvicinata con Manucci dopo un tiro a botta sicura di Spagnoli da calcio piazzato a sua volta battuto da Boscolo, bellissimo schema, Spagnoli calcia da centro area, il portiere respinge, riprende la palla Manucci e veramente da pochi metri la palla manda a incocciare sulla traversa della porta di Di Piero. 5 minuti dopo ancora Sacilese vicinissima al vantaggio, questa volta con Beccaro servito da un ispiratissimo Boscolo che lo mette praticamente in condizione di tirare a botta sicura davanti al portiere. Beccaro sceglie l'opzione del pallonetto e la sfera si spegne sull'esterno della rete. Per cui qui quando si è superato circa, adesso siamo al 36esimo del primo tempo, ancora risultato 0-0, ma partita vivacissima e Sacilese più volte vicino al vantaggio. Ecco, Piero Antonio, adesso tu esci dal tuo ruolo della Sacilese Calcio e fai il commentatore sportivo obiettivo. Com'è questa Triestina, New Triestina, ogni anno è New, no? L'hanno fatta in 10 giorni, 12? Sono riusciti a costruirla. Ecco, cosa ne pensi così nei primi 36 minuti, 37 che l'hai vista? Ma per adesso è una squadra che sta facendo soprattutto dell'agonismo, della grinta, della determinazione le sue armi migliori, non si sono viste grandissime trame,
non particolari occasioni, un colpo di testa di Betts è uscito poco al lato da azione di Piazzato, però ecco, niente diciamo di trascendentale, però ecco, quello sì, si vede la voglia di applicarsi, la voglia di onorare questo pubblico, perché anche oggi insomma la curva ovviamente non è piena come nelle grandi occasioni, ma sicuramente si fa sentire, e questo merita sicuramente un impegno da parte dei giocatori in campo. È una squadra giovane, dove ripeto sicuramente Betts che è un 80, per cui 34 anni, il resto sono tutti nati dal 1990 in poi, per cui insomma difficile ecco, pensare a una Triestina sicuramente competitiva per le zone di vertice quest'anno, però come detto è una squadra che diciamo costruita forse per il futuro, Pier Antonio. Esattamente, costruita per il futuro, sperando ovviamente per i tifosi della Triestina, questo lo dico, che se lo meriterebbero, che insomma questa società si dimostri poi in grado veramente insomma, di mantenere quelli che sono gli impegni che ha assunto in questo momento. Benissimo, grazie a Pier Antonio, speriamo che il prossimo collegamento tu ci dia altre notizie e ovviamente a favore, non ce ne vogliono gli amici che ci guardano a Trieste, a favore della Sacilese, d'accordo? Perfetto, grazie. Grazie mille, grazie al collegamento. Gli aggiornamenti da tutti i campi li diamo dopo la pubblicità perché siamo tardissimo. Quindi sì. Tu vai a mangiare adesso, va? No, vado a ballare adesso. Vai a ballare, benissimo. Quindi, siccome sono anche belli gli spot, potete ballare davanti al televisore guardando la pubblicità. Noi ci vediamo tra pochissimo. C'è il vice sindaco mi guarda malissimo, adesso mi dà l'espulsione. A tra poco. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio. Solo per te, donna. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento. I fotografi sono pronti. La nuova miss è... Se i sogni esistono, i soldi esistono per tutti. Marcia tutti insieme per la solidarietà. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme presso la nostra famiglia, San Vito al Tagliamento. 2 percorsi da 6 e 18 km su strade asfaltate e sterrate. E poi gadget in regalo, la pasta asciutta alpina, la lotteria, il pranzo e la pesca di beneficenza con oltre 2500 regali vincenti. Tutti i fondi saranno devoluti per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e ausili terapeutici. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare.
Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano. Via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci di nuovo, friulani, ciao! Anche veneti, perché andiamo anche in Veneto, pensa. Anche quindi veneti. Friulani e veneti e giuliani. E poi c'è qualcos'altro qua in giro? Boh, ci vedono anche in Slovenia, ci vedono anche in Croazia, non so se ci guardano in Croazia, non credo. Forse in Slovenia, nella zona italiana, no? Capodistria, perché magari seguono Kras-Repen che, parentesi, è andato in vantaggio. Quindi adesso io vi aggiorno tutti i risultati. Allora, Mori Santostefano, Unione Arzignano 0-0. Pensate che, incredibile, il Draw sta vincendo a Valdagno con l'Alto Vicentino, l'altro squadrone della Serie D, Edi, è andato in vantaggio il Draw 1-0. Quindi l'Alto Vicentino è sotto. Union Pro Giorgione 0-0. La Fenadora Clodiense 1-1, il Fontana Fredda Mezzocorona appunto 1-1, Kras-Repen Legnago 1-0, il Montebelluna è riuscito a fare un gol, quindi Montebelluna 1, Bianco Scudati Padova 2, scusatemi, Triestina Sacilese e Tamai Belluno ancora ferme sullo 0-0. Fermo perché c'è Riccardo che ci aggiorna subito. Ecco, quindi cambiato un altro risultato, ascoltiamo da Tamai Riccardo Riem, l'inviato invincibile perché è tifoso della Juve, questi chi li batte? Eccoci qua. Volevo solo dirti una partita molto equilibrata che è stata spezzata al 44esimo da Colombera che è intervenuto su un cross effettuato dal numero 10 Zambon e ha portato in vantaggio il Tamai, una partita che fino adesso non aveva avuto nessun tipo di sussulto e invece proprio allo scadere c'è stato questo gran gol, quindi il Tamai in questo momento sta vincendo. Volevo dirti una cosa, Giovanni, che qua a noi risulta che l'ex Marano, l'Alto Vicentino, sta vincendo 1-0 e sono anche in 10. Questo è le notizie che ho io. Su Datasport danno il Draw in vantaggio 1-0 sull'Alto Vicentino. Adesso, ecco, quindi qua io direi comunque qua adesso è finito il primo tempo, appunto col Tamai in vantaggio 1-0. Quindi... io adesso non so, la tua notizia che è esattamente il contrario di quelle che abbiamo noi dal sito ufficiale Datasport che c'è un collegamento in radio qua dove mi dicono appunto che l'Alto Vicentino è in 10 ma sta vincendo 1-0. Ecco. Quindi... Allora, mettiamo col punto di domanda questo risultato a questo punto. Finiti più o meno tutte le prime, ringraziamo naturalmente e complimenti al Tamai, mentre attenzione c'è un gol in Serie A e segna il grande Osvaldo, uno dei miei attaccanti preferiti, veramente un massacro il Sassuolo, Edi, 4-0 l'Inter. L'Inter è molto migliorata rispetto allo scorso campionato, il Sassuolo evidentemente non ha ancora ingranato, perché anche il Sassuolo ha un bello organico, quindi forse la legge di San Siro, no? Poi l'Inter si è rinforzata con questo Osvaldo che fuori dal campo è un personaggio alla Balotelli, diciamo, però poi sul campo si sta rivelando un bomber di alta qualità. Non dimentichiamoci che l'Italia è andata in Brasile grazie ai gol di Osvaldo, non di Balotelli, nelle fasi di qualificazione. Era Osvaldo un giocatore difficilmente gestibile da parte degli allenatori, poiché è un tipo appunto che fuori dal campo fa un po' quello che vuole. Se poi sul campo gioca invece di camminare come faceva se riescono a inquadrarlo, il nuovo giocatore del Liverpool, Gemma. Ci sono aggiornamenti per Fontana Fredda, Mezzocorona, c'è Maurizio Mazzon. Bene, proprio alla fine del primo tempo, Maurizio, cosa succede? Succede che il Mezzocorona ha sbagliato un disimpegno, si è inserito Laro Flore, ha saltato 1, 2, 3 uomini e sul il portiere l'ha infilato con un rasoterra preciso. E quindi Fontana Fredda 2, Mezzocorona 0. Quindi partita messa in ghiaccio, Maurizio? Speriamo di sì, però insomma... Non mi dici come l'anno scorso, Portigramma, no?
No, ma sappiamo che non è così, abbiamo visto anche domenica alla Sassilese che è una squadra di tutto rispetto, vince 2-0 col Cras e poi alla fine ha fatto 2-2, quindi certo, è vero. Non bisogna mai abbassare la guardia, questa è una categoria così. Certo. Va bene, grazie Maurizio. E allora, vediamo i finali teoricamente, siamo alla fine dei primi tempi, qualcuno gioca ancora, qualcuno no, a seconda dei tempi di recupero che danno gli arbitri, anche se tra il primo e il secondo tempo sono sempre molto stretti, no? Non è come ieri, non so, anche ieri. Ha senso, Eddie, su 2-0 con una conclamata, la partita finita, comunque 4 minuti di recupero. Cosa continui a far giocare? Ci sono delle regole ben ferme, no, riguardo al recupero, cioè gli infortuni, le sostituzioni, vedevi il pubblico un po' stizzito, quindi anche tu arbitro, sì. 4 minuti sono diciamo che non c'è Giovanni il problema degli arbitri, sai qual è? Che purtroppo hanno un metodo, mi posso permettere di dire, talebano. Perché lo dico? Non è il clima giusto, mi sembra, in questi giorni. Per capirsi bene, insomma. Cioè, giusto per essere chiaro. Che ci sono troppi che non lasciano parlare i direttori di gara, perché secondo loro si crea il precedente. E con questo passo di nuovo la linea a Fabio. Passo e chiudo. No, passa la linea a me perché vediamo i primi tempi. Dunque abbiamo questo punto di domanda. A noi risulta che il Drò sta vincendo con l'Alto Vicentino 1-0, invece da Tamai ci hanno detto esattamente il contrario. Benissimo, quindi vabbè, lasciamo stare questa partita. Comunque Mori Santo Stefano, Unione Arzignano 0-0, Union Pro Giorgione 0-0. Fontana Fredda 2, Mezzo Corona 0, Cras Repen 1, Legnago 0, a Montebelluna Bianco Scudati 2, Montebelluna 1, a Tamai sta vincendo alla fine del primo tempo 1-0, proprio una delle ultime azioni 1-0, e Triestina Sacinese 0-0, tra poco affronteremo e vi aggiorneremo anche sul finale dei primi tempi dell'eccellenza. Gemma è già come una matta che sta cercando di appunto raccogliere tutti i finali dei primi tempi del girone del Friuli Venezia Giulia dell'eccellenza. Dunque, adesso se la regia mi dà una mano, vediamo. La regia ti dà una mano, sì. Eccomi qua. Volevo un attimo salutare un amico che non si è firmato, che dice: mi fa piacere che siate tornati a rallegrare le nostre domeniche con la vostra simpatia. Non ho ancora sentito la voce di Alberto Commisso. Alberto Commisso oggi purtroppo hanno scelto per lui un campo che è in prima categoria, ovvero sia il Casarsa. Noi non riusciamo a seguire anche la prima categoria. Saluto Alberto Commisso, ma questo oggi appunto lo troverete questa sera all'interno di Sport Nord-Est col servizio appunto per Union Casarsa. Ecco, perfetto, perché si chiedeva che fine ha fatto. E poi abbiamo un altro collegamento per Torre Vesna. Abbiamo in linea Roberto Vidoni che ci aggiorna sulla situazione. Benissimo, allora Roberto, buon pomeriggio e benvenuto all'altra domenica. Che cosa succede con Torre Vesna? Buon pomeriggio, il primo tempo è finito, Torre 0, Vesna 0, una bella partita, primo tempo giocata dalle due neopromosse a viso scoperto, Vesna ha avuto qualche azione in più con Muesan, 2 palle da solo davanti al portiere, si è fatto parare dall'ottimo Callegaro, ma comunque una partita molto bella, stanno giocando un bel calcio, per cui speriamo anche il secondo tempo sia così. Benissimo, grazie. Naturalmente noi ti romperemo le scatole anche durante il secondo tempo, così ci aggiornerai sul risultato, d'accordo? Perfetto, grazie. Grazie mille. Oh, come è arrivata questa signorina qua da noi? Eddie, come è arrivata? Sì, in macchina, d'accordo. L'abbiamo caricata noi a Casarsa, io e Gemma. Sa ballare il reggaeton. Sa ballare, ma questo dalle 16:30 in poi, attenzione. Sei appassionata di reggaeton? Assolutamente no. Perfetto, a te che balli piacciono? Allora, il ballo è sempre stata una nota estremamente dolente nel Come mai? mio percorso. Perché le chiacchiere, perché uno che balla magari non parla. Lei è brava a Io ho ballare, più chiacchiere, più tu non vai a discorsi ballare al banco rispetto che è la pista della discoteca. Ecco, a te non piace quindi ballare? O magari ti piace ma non lo fai? No. Forse non mi piace, che è il termine corretto. Io e te andremo d'accordo, perché anche a me ballare proprio. A me non piace ballare. Nonostante il mio fisico assolutamente atletico, potrei fare quello che voglio, ma non mi piace ballare, però. Io vorrei dire una cosa. Ecco, sentiamo. Sono d'accordo con te, però io sono una che parla e anche balla. Ecco, lei riesce a parlare ballando, magari a ballare ti posso parlando. fare anche cambiare l'idea. Poi dipende che dici e l'orario in cui ti risvegli il giorno dopo. Comunque ha tutta la mia stima. Sì, per chi va a ballare chiaramente. E il mio rispetto per chi dedica la vita a una forma d'arte, certo, come la signora qui al fianco, insomma. Ecco, allora ci conferma Data Sport che avevano ragione Datamai e non loro, perché l'Alto Vicentino è in vantaggio sul drop per 1-0.
e quindi dopo vabbè ricapitoliamo tutto. Allora dicevo che Joanna è arrivata qua perché quest'anno, come dicevo, se la regia ci dà una mano, cerchiamo la nostra nuova conduttrice per dare un'aria nuova a questi studi, oltre che alla scenografia. A me e a Omar non ci hanno rottamati perché costava troppo rottamarci, no? Per l'età, la buona uscita, vedi, no? Vedi Montezemolo, no? Pensa la buona uscita mia e tua, no? E allora eccola qua, vuoi diventare la nuova presentatrice? L'altra Miss, perché l'altra Miss? Primo perché siamo l'altra domenica e per cui da noi, contrariamente a quello che succede nei concorsi, loro parlano. Se poi hanno a dire qualcosa non lo so, però comunque hanno il microfono, possono parlare come sta facendo Joanna. E come abbiamo pescato Joanna per farle fare il concorso, il primo concorso, la prima puntata, eccolo qua il filmato, il primo dei due girato. Non questo martedì scorso, martedì quello prima, e qua era la sua presentazione, no? Cos'era qua? Tu sfilavi, c'era una giuria di giudici ovviamente. Sì. Uno era bravissimo, cioè il sottoscritto. Eravamo con l'agenzia di Astor Models. Ricordiamo Fabrizio che è in vacanza, divertiti, ecco. Eccolo là Fabrizio, appunto c'era anche l'elezione di Mister Italia e quindi Mister Friuli. Ricordiamo che era anche la finale. Per Miss Spettacolo, Miss Moda e Spettacolo, dove oltre a far vedere la bellezza ovviamente di tutte le ragazze, eravate 22. Giustamente, sì. Dopo anche dovevate esibirvi in qualche cosa. Giusto. Ecco, e tu hai scelto di esibirti nel ballo. Il reggaeton. Ecco, che piace tantissimo al nostro vice sindaco. Anche perché è un sfogo per me, diciamo, certo. Non soltanto perché mi piace, ma perché sfogo con il ballo che mi dà molto energia. Sì. Io senza Red Bull ho troppa energia. Ecco, benissimo. Ecco, io invece devo caricarmi per stare qua 2-3 ore a trasmettere 4 bianchi di quelli buoni, dalle tue zone ovviamente, non si discute. E no, stiamo scherzando ovviamente. Dopo le 16:30 vedremo la sua prova di bravura. Attenzione, c'è un gol. No, è gli highlights. Sono gli highlights, bene, sono proprio rimbambito. Dicevo che vedremo questa prova, ci sarà Anna che sarà assolutamente un giudice inflessibile, dall'alto del fatto che lei è un insegnante di ballo, e che giudicherà. Intanto, come hai giudicato questa sfilatina, così, questa presentazione? Oddio, sa camminare. Benissimo, beh, già un passo avanti, che sa camminare, bene. Secondo te Marta com'è andata in questa sfilata la nostra Joanna? Anche secondo me è stata molto brava, sì. Perché anche ci vuole un coraggio di esibirsi e camminare, non solo camminare come camminiamo noi, ma camminare come modella. Certo, che è tutta un'altra cosa. Sì. Secondo te Ettore com'era? Non puoi esprimerti perché c'è tua moglie d'accordo? No, posso parlare, non ho elementi per poter suffragare o negare una tesi, per cui onestamente... Ecco, aspettiamo la prova di ballo che dura più o meno 3 minuti e c'è un po' più tempo per vederla. Tu che sei l'anima critica questo pomeriggio della trasmissione. Io no, sicuramente denota una sorta di capacità nell'affrontare dei momenti critici, appunto, dove un riflettore ti viene puntato addosso e sa mettersi in discussione davanti a una giuria. È un pubblico più che la giuria, no? Assolutamente, che può essere tra il più variegato e magari anche instabile, quindi brava comunque. Certo. Grazie. Io voglio interrompere questa serie di elogi a questa splendida ragazza perché in Serie D sono cambiati 2 risultati. A Trieste la Sacilese è passata in vantaggio, quindi Triestina 0, Sacilese 1 e i biancoscudati e la corazzata sono andati sul 3. Quindi Montebelluna 1, biancoscudati Padova, cioè il Padova 3. Questi 2 risultati all'inizio dei penso alla fine dei primi tempi, no? Perché 15:56 non dovrebbero essere. Tra 5 minuti riprendono. Sì, quindi diciamo che proprio al 45esimo la Sacilese è andata in vantaggio sulla Triestina, poi ci racconterà il gol Pier Antonio Stella. Bene, allora diciamo questo concorso di Miss. Naturalmente da domani troverete sulla pagina Facebook del nostro programma, ovvero sia l'altra domenica, il tuo sport in poltrona, un video di Joanna e lì dovete andare a dare il vostro giudizio, ci piace, non ci piace, voglio andare a cena con lei, insomma tutte le cose che volete dire di Joanna da domani sulla nostra pagina Facebook e naturalmente se volete potete anche scriverci qua in diretta sia con il WhatsApp che con gli SMS al 348 294 7672.
Invece Anna è un'insegnante, visto che c'è il primo e secondo tempo non sta succedendo niente, a parte aspetta che vediamo la Lega Pro se succede qualcosa perché dovrebbero essere i finali. No, niente ancora, Pavia, Ferrari Pisano 2-1 e Torres Lumezzane 1-0, partita secondo qua ancora in corso. Boh, vabbè. No, parlavamo, allora, tu hai una scuola di danza, sì, di ballo, burlesque, raccontaci un po' questa, sì, è una questa scuola tua di scuola. danza che propone vari corsi dal fitness alla danza, sì, al benessere. Siamo aperti da circa 5 anni, quindi siamo diciamo giovani, siamo sì, piccolini, però stiamo facendo grandi passi, visto che comunque io cerco di muovermi anche con varie novità, portando qua in Friuli appunto, abbiamo portato il samba, il burlesque, siamo già stati anche in televisione, quindi sì, ci muoviamo, sì, per portare un qualcosa di novità. Esatto. Allora, è ovvio che, come vediamo qualche foto tua che abbiamo zanzato su Facebook come facciamo solitamente, è giusto per ridere e per, ovviamente sono immagini credo molto allegre, no? Io l'ho vista anche dal vivo, Ecco. Hai dei costumi da brasiliani? Sì. Sì. Ascolta una cosa, Anna. Qui sono le donne che vengono a iscriversi per imparare il burlesque, perché è quello che ci chiediamo noi maschietti, no? Sono donne tra i 18 anni fino anche a 75 anni. Quindi non solo le milfone, come si suol dire, no? No. Perché non so, c'è questa idea, adesso non so se è solo mia, no? Ma che il burlesque lo fanno solo le donne di una certa età, no? Non le ragazzine. No. Almeno io, quando l'ho visto fare in giro, quelle poche volte, erano sempre donne abbastanza non vecchie, però dai 30 anni in su, non le ragazzine di 18-20, insomma. No, c'è diciamo un misto mare. Sì. Quindi trovi un po' di tutto. Trasversale, diciamo. Metà esatto, trasversale. Tutte con poca autostima. Sì. Oppure anche ci sono anche le donne, diciamo, esuberanti, sì, che quindi hanno bisogno di di calmarsi, sì, riequilibrarsi e quindi tenere un giusto tono anche nella vita quotidiana, insomma. Certo. Questo. Quindi io diciamo valuto il burlesque come anche un corso di autostima, non diciamo la fase finale che è sì, uno certo, spogliarello. Sì, questo, che poi non è uno spogliarello, ma esatto, è un'arte, no? È un'arte, sì. Ecco. Non è mai volgare. Sì, non è assolutamente. Ti interrompo un attimo perché c'è Gemma con un... Sì, c'è giustamente Pierantonio Stella per aggiornarci sui gol Triestina Sacilese. Allora, Pierantonio, proprio alla fine del primo tempo è successo. Sì, l'hai chiamati tu Giovanni, le belle notizie sul fronte Sacilese sono arrivate proprio all'ultimo minuto del primo tempo con una veramente magistrale punizione di Jacopo Grion, ragazzo, ricordiamo, classe 1995, uno appunto dei fuori quota della squadra di Gironelli. Si è preso la responsabilità di battere questa punizione da circa 20 metri e con una traiettoria a girare ha proprio collocato la sfera alla destra del portiere. Punizione veramente da applausi e vantaggio nel complesso, devo dire veramente meritato da parte della Sacilese in questo primo tempo, come già avevo avuto modo di raccontare, insomma vicinissimo al vantaggio anche in precedenza, al gol di Grione con Beccaro e soprattutto con Manucci che aveva preso in pieno la traversa. Adesso sta per ricominciare il secondo tempo e ecco, proprio in questo momento fischio di inizio della ripresa da parte dell'arbitro il signor Colinucci di Cesena e riprendiamo sul risultato di Triestina 0 Sacilese 1, ovviamente c'è da risentirci per gli aggiornamenti. Benissimo, grazie a Pierantonio in diretta con noi dallo Stadio Rocco di Trieste, ribadiamo il risultato Triestina 0 Sacilese 1. Torniamo a Anna. Anna, ascolta, ma giustamente tu dici non è lo scopo arrivare allo spettacolo finale quanto proprio tutto il percorso, no? Eccetera. Ma poi questo spettacolo finale, queste donne dove lo fanno? In pubblico, davanti al marito, davanti al fidanzato? Cioè tu non ti informi, perché io sarei curioso anche, no? Voglio dire, non è una cosa di tutti i giorni il burlesque, non è dire vado a ballare il reggaeton o vado a ballare il liscio, no? È una cosa un po' particolare. Sì. Di solito viene fatto comunque in teatro, qua sì, naturalmente locali tipo i vecchi club di sì, una volta non ci sono più di tanto, ma ci sono altri tipi di club, sì, che quindi che vanno diciamo non potrebbero neanche esserci, ma lasciamo stare, siamo in Italia. Sì, esatto. Quindi diciamo le donne che vengono lo fanno in privata sede, insomma mettono in pratica le varie tecniche. Oppure c'è chi se ne frega altamente del giudizio
quindi piace così com'è e cerca diciamo, l'esibizionismo, questo Certo. che comunque lo fa in primis per se stessa, Chiaro. non perché voglio essere chissà chi oppure perché mi devo far vedere. Mi piaccio così. Ma una domanda da stupido quale sono? Visto che oramai è tutto trasversale, è tutto unificato, non c'è più distinzione donna, uomo, non ci sono uomini che chiedono di imparare il burlesque? Sì, c'è anche il boylesque. Boylesque? Ho provato a lanciarlo, però Sì. naturalmente siamo in Friuli e quindi prima che arriviamo al boylesque devo far passare altri 10 anni Benissimo. come col burlesque. Quindi ci vediamo 4-10 anni nel 2024 ci parlerai. Io sono qua, sai. Bene, è sempre divertente parlare di queste cose. Quindi Marta, tu andrai a imparare il burlesque da Anna. Io già sto imparando le danze del ventre Ecco. da un anno e mi piace tantissimo e soprattutto anche è molto utile per la salute, per la schiena. Chi tanto studia come me sta tanto seduto con i libri, allora ballando, anche facendo gli esercizi, questo aiuta la schiena. E così sono contenta. Per ora anche noi abbiamo tanti bei costumi, magari non ci spogliamo, però abbiamo veli, abbiamo gli abiti tradizionali. Correggimi, più o meno cioè, si rimane alla stessa maniera perché non si toglie il reggiseno, loro hanno reggiseno, si rimane, come si chiamano? Slip, mutande, come si chiamano? No. Voi avete le mutande, avete vabbè, un velo, ma siamo lì, Devono avere le gambe sempre incrociate. In che senso? Perché se non si può fare la spaccata o qualsiasi. Diciamo si muove il bacino. Si muove il bacino. Ma le non è che gambe anche- sono. cioè, noi non è che apriamo le gambe. No, ma Allora, sottolineiamo la cosa. ricordiamo sono le Fascia protetta, dice lui, 16:03 minuti. Domani il vice sindaco darà le dimissioni. No, ma per esempio la spaccata non la facciamo. Neanche noi. Neanche voi. Ecco. Allora devo informarmi meglio. Giustamente Francesca mi dice, e dove mettiamo la pole dance? Anna. La pole dance la mettiamo. Detta anche lap dance. La pole dai. dance, Perché fa sì, la detta pole dance. polka. Dipende come uno la fa. La pole dance, Sì. c'è la lap dance o c'è la pole dance. Sì, sotto noi facciamo forma solo il di pole dance, basta. Ginnastica. Infatti sì, diciamo che più che essere un Compattate ballo è proprio una magari. forma di ginnastica, no? La pole dance alla fine. Prima di tutto sì, Sì. perché comunque devi avere un certo tipo di Fisico. muscolatura, quello sì, se no ti fai veramente malissimo. Tu niente pole dance, Iona? No. No. È il ballo che ha detto lei, danza del ventre e reggaeton. Ho capito. Sì. Ma mi piace anche il burlesque. Anche il burlesque. Sì. Pole dance niente. Perché anche sono un po', diciamo, non per far vedere, ma Sì, tanto vediamo dopo, quindi Sì, non è un sì. problema. è che mi piace. Sai muovere bene il scusami, bacino e lo vediamo molto dopo. sensuale. Reggaeton un po' meno. Anche quello? Sì. Infatti voglio salutare Fabrizio che non ci guarda, che faceva le riprese e, ripeto, dopo le 16:30, quando vedremo lei che fa il suo pezzo di reggaeton, per 2 volte il cameraman ha perso proprio l'immagine. Mi perché, sta insomma, metteranno bene l'occhiale. Sì, Chi- no, gli ma no, occhiali? lui era senza occhiali, io ho gli occhiali ma ci vedo benissimo con gli occhiali, anche perché ero da 3 metri di distanza da te. Allora, ricominciati i secondi tempi, se andiamo a vedere come sono ricominciati i secondi tempi, Omar, come risultati in Serie A. Sì, allora andiamo velocemente, giri di campo, si gioca su tutti i 5 campi collegati questa domenica pomeriggio. Ricordo che l'Atalanta sta conducendo sul Cagliari per 1-0, Fiorentina e Genoa sono ferme sullo 0-0, Inter Sassuolo 4-0, Lazio Cesena 1-0 e Napoli Chievo 0-0. Questa è la Serie A, invece andiamo a vedere quella che è la Serie D, naturalmente all'inizio dei secondi tempi. Mori Santostefano, Unione Arzignano 0-0, Union Pro Giorgione 0-0, Alto Vicentino Dro 1-0, Fontana Fredda Mezzo Corona 2-0, Crasere Peng Legnago 1-0, la Fenadora Clodiense 0-0, Montebelluna Bianco Scudati Padova, che è il Padova, lo dico sempre, ma si chiama Bianco Scudati quest'anno, 1-3. Tamai Belluno 1-0 e a Trieste la Sacilese proprio al 45esimo del primo tempo è andata in vantaggio sulla Triestina per 1-0. Per quanto riguarda l'eccellenza c'è solamente un risultato cambiato per quanto ci risulta, a meno che Gemma non abbia aggiornamenti tra il primo e il secondo tempo. Noi abbiamo cambiato un Manzanese UFM Falcone 1-0. Gemma, in eccellenza c'è qualche cambiamento? E ti sto aggiornando, ancora dopo la pubblicità diamo tutti gli aggiornamenti definitivi. Va bene, che poi parlando di sport, perché alla fine ogni tanto qua si parla anche di sport, nella zona del nostro vice sindaco c'è
il baseball che la fa da padrone, no Francesca? La fa da padrone e... Che poi è strana, no, questa cosa? No, non è strana, no, i dici? Rangers di Puglia nascono dalla volontà di alcuni ragazzi che giocavano a baseball anche in strada. Oggi abbiamo vinto una delle partite dei playoff per la Serie A, che ci vedrà poi la prossima settimana ospitare il Bologna per le prime 2 delle 5 partite per la qualificazione definitiva poi per la Serie A. E noi a Fogliano di Puglia sicuramente non abbiamo però solo quello che è la storia del baseball, abbiamo delle società che ormai sono radicate sul territorio da decine di anni, quale l'AIBI, quindi quella che è una società di basket che ormai dà lustro a tutta la provincia a livello sia giovanile, che poi quest'anno ha fatto la Serie C maschile e la D femminile, e poi il tennis, che assolutamente Ettore potrà confermare, è attivo sulla nostra provincia, anche questo da decenni. C'è un circolo. Con il Circolo Sant'Elia. E poi abbiamo novità per la provincia di Gorizia, sicuramente è unica realtà in tutta la provincia, come dicevamo prima, le Api Fogliano Rugby, che ci accompagnano insieme a un club diamante, È una novità che posso dirti in anteprima. Martedì ho un incontro col presidente della federazione regionale del rugby, probabilmente seguiremo tutti i campionati regionali di rugby in questa e trasmissione. allora ci ritroveremo sicuramente, saremo gli unici a seguirli. Nell'ottimo terzo tempo, visto che io e Omar e il ballo non sono il terzo tempo. Allora un giorno ti portiamo, visto che sei vicina, ti portiamo al terzo tempo a Monfalcone allo stadio, che sicuramente deleterio. Però ve lo dico apertamente, non ve l'ho detto prima, ma non dici che sei, la verità. Sei astemia? No, sono nata con un padre interista e quindi l'unico calcio che si segue nessuno è perfetto, nessuno è perfetto, guarda, in famiglia, sì, voglio dire, mio papà era milanista, caro, ma cosa vuoi? Prego Gemma. Astemia era peggio comunque. Sì, Astemia sì, sarebbe stato pazzesco. Cioè, una di Fogliano, delle di Puglia, Astemia, voglio dire, sarebbe come se a Napoli uno dice non mangio la pizza, più o meno siamo lì, no? Prego. Abbiamo Riccardo Riem per Tamai Belluno. Allora, secondo tempo da Tamai, prego Riccardo. Eccomi, scusami, c'è un po' di confusione perché c'è stato il pareggio del Belluno con un bellissimo cross di Inca che ha permesso all'ex sacilese Corbanese di pareggiare, però nel frattempo c'è stata anche l'espulsione del numero 10 Dambon per doppia munizione del Tamai, quindi in questo momento il Tamai si ritrova con l'1-1 e un giocatore in meno. Adesso c'è un calcio di punizione sulla destra per quanto riguarda il Belluno che viene battuto da Duravia e ti dico c'è un po' di confusione, c'è proteste in campo. Se mi lasci un attimo la linea che guardiamo insieme questo cross che da calcio e punizione, ma ci sono ancora delle proteste in mezzo all'area, c'è un campanello di giocatori, si sta mettendo le mani addosso, l'arbitro sta mettendo tutto qua. Ecco. È sempre sport, pugilato, attenzione, il Chievo in vantaggio, a Napoli. Su Napoli, incredibile. Ecco il 2-1, gol annullato al Belluno. Beh, per fortuna, dai. Gol annullato al Belluno. Beh, diluso, dai. La partita comunque è sull'1-1 e adesso vediamo gli sviluppi di questa espulsione. Allora, visto che sei lì, ti aggiorno. Riccardo, visto che sei lì, rimani in diretta, aggiorniamo la Lega Pro, così sai anche tu. Pavia Feralpi Salò 3-1 e Torres Lumezzane 1-0. Ecco. Volevo aggiungere una cosa comunque che poteva essere interessante, che il Belluno, visto che si parla tanto di giovani, ha un'età media di 20 anni e in panchina ha 7 giocatori, di cui il più vecchio è un 96, quindi 18 anni. Quindi, 18 anni, quindi tutti i ragazzini. Il Belluno sta facendo veramente una grande vivaio. Cosa, facendo giocare è un grande vivaio, come d'altra parte anche la Sacilese, che è il più vecchio, mi sembra che ha 26 anni nella squadra della Sacilese. Va bene, allora ti ringraziamo per questo collegamento, speriamo che il Tamai tenga botta. Grazie a Riccardo Riem da Tamai, ribadiamo il risultato: Tamai 1, Belluno 1. Prego Gemma. Sì, per
Sua Eccellenza dunque Chios Zaule 0-0, Gemonesi San Vitese 0-0, ISM Charlins 1-1, Lumignacco Cordenons 0-1, Manzanese UFM Monfalcone 1-0, Torre Vesna 0-0, Tricesimo Tolmezzo 0-1 e Virtus Oltre 2-0. Benissimo, questi erano naturalmente i primi tempi. Allora, facciamo così, ci fermiamo per la pubblicità perché ti vedo un po' deperita. Magari andiamo a prenderci il sole. Andiamo a prenderci il sole, adesso tutti giù 4 minuti più o meno, quello che dura la pubblicità, rientriamo subito con il risultato clamoroso appunto della Serie A, ribadiamo, appena segnato il Chievo, quindi Napoli 0, Chievo 1. Noi ci vediamo tra pochissimo, naturalmente qui all'altra domenica, il tuo sport in poltrona. A tra poco. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio. Solo per te, donna. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento. I fotografi sono pronti. La nuova Miss è... Se i sogni esistono, i sogni esistono per tutti. Una marcia tutti insieme per la solidarietà. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme presso la nostra famiglia. San Vito al Tagliamento. 2 percorsi da 6 e 18 km su strade asfaltate e sterrate. E poi gadget in regalo, la pasta asciutta alpina, la lotteria, il pranzo e la pesca di beneficenza con oltre 2500 regali vincenti. Tutti i fondi saranno devoluti per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e ausili terapeutici. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci qua, siamo tornati a voi.
Che bello vedere la tua faccia invece della mia, quando si vede la pubblicità. O dunque, purtroppo, brutte notizie da Tamai, perché subito il collegamento con l'altra parte era nell'aria, no? È come quella vecchia pubblicità, c'è baruffa nell'aria, e qua c'era nell'aria il fatto che il Tamai è rimasto in 10 andasse sotto. Ed in effetti ecco qua Riccardo Riem, pronto? Sì, purtroppo col gol incassato il Tamai è crollato, soprattutto anche per l'espulsione di Zambon, e quindi il Belluno ha preso le redini in mano della partita e c'è stato un bellissimo passaggio di Duravia che ha permesso a Corbanese di fare una doppietta, ha fatto un gol bellissimo, poi tra l'altro ha anticipato la palla prima ancora che toccasse terra e al volo ha battuto per la seconda volta Peresson. Quindi in questo momento il Belluno ha ribaltato il risultato e sta vincendo a Tamai 2-1. Quindi speriamo che i ragazzi di Agostini si riprendono un attimo, ma la vedo un po' dura perché anche a livello psicologico adesso c'è un brutto fallo, di Sellan, speriamo che non si investono troppo i giocatori del Tamai, però adesso la vedo molto molto dura per recuperare da parte del Tamai. Comunque va bene, casomai ci risentiamo più tardi, vi do altre novità. D'accordo, allora visto che abbiamo avuto questo brutto inizio del secondo tempo, ricapitoliamo dopo più o meno, dimmi Gemma, scusa. C'è Pier Antonio Stella. Benissimo, sentiamo a Trieste cosa succede, prego Pier Antonio. Sì Giovanni, raddoppio della Sacilese qui a Trieste, azione orchestrata magistralmente da Beccia sulla sinistra, cross in mezzo e Beccaro si è fatto trovare pronto con l'appuntamento con il gol, deviazione da pochi passi di Piero Battuto, per cui Triestina 0, Sacilese 2, quando qui adesso siamo circa al 20° del secondo tempo. Nel frattempo anche un cambio nelle fila della Sacilese, è uscito il numero 7 Clavieri, è entrato Federiva. Per adesso insomma vittoria insomma, non si discute, adesso vediamo ovviamente come prosegue la partita e ci sentiremo per i successivi aggiornamenti. Ribadisco il risultato: Triestina 0, Sacilese 2. Bene, perché anche grazie a Pier Antonio Stella prima del collegamento per appunto sapere del raddoppio della Sacilese a Trieste, stavo per ribadire i risultati al 20° più o meno del secondo tempo in Serie D, ricordiamo Girone C è la seconda giornata. E allora Mori Santo Stefano Unione Arzignano 0-0, Union Pro Giorgione 0-0, Alto Vicentino Dro 1-0, Fontana Fredda Mezzocorona 2-0, Cras Le Pen Legnago 1-0, La Fenadora Clodiense 1-1, Montebelluna Bianco Scudati Padova 1-3, Tamai 1, purtroppo Belluno 2. E come abbiamo sentito l'ultimo collegamento a Trieste, Sacilese 2, Triestina 0, cosa succede lì? Praticamente piove sul bagnato per il Sassuolo perché è rimasto in 10, sta perdendo 5-0 ed è anche rimasto a dire. Secondo me Berardi qui rischia 3 giornate. 5-0. Rischia, no Eddie, secondo me qua si va a rischiare perché ha dato una gomitata volontaria. Allora, adesso Giovanna ci ricapitola al 20° più o meno del secondo tempo la Serie A, quindi da Cagliari-Atalanta in poi. Allora, Cagliari-Atalanta 0-1, Fiorentina-Genoa 0-0, Inter-Sassuolo 5-0, Lazio-Cesena 0-1, no 2-0. 2-0 per chi? Per la Lazio. Per la Lazio, attenzione, quindi 2-0 hai sbagliato a scrivere, ma succede la prima volta che lo fai, quindi Napoli-Chievo 0-1. Bene, queste le partite in diretta, perché poi si sa, come diceva giustamente il vice sindaco, che nello sport sono belli gli sport del terzo tempo, no? Cioè quando tu finisci questa partita prendi la squadra avversaria, vai a mangiare bene e fare casino. Quello che si farà a San Vito al Tagliamento da giovedì a martedì presso gli amici, presso il nostro amico Eddie, anche lui come il nostro amico Eddie qua, alla cerveseria appunto a San Vito, un locale ultra ventennale perché quest'anno compie 21 anni. Comincia Oktoberfest da giovedì sera, naturalmente io e Gemma ci saremo, visto che l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, Gemma, ti ho portato a casa in ginocchio. Abbiamo qui il nostro amico perché, adesso scusami non mi ricordo il nome, Roberto, suona col gruppo che aprirà proprio l'Oktoberfest a San Vito. Il gruppo si chiama Freddy Frenzy and the Magazine Roots, no? Dimmi se sbaglio, perché io proprio... Quindi Freddy Frenzy purtroppo oggi non è potuto venire, ha avuto problemi. No, lo salutiamo. Lo salutiamo, anzi, in bocca al lupo e che tutto si risolva al meglio. Allora, cosa succederà giovedì? Perché, sai, in una festa della birra il vostro gruppo fa reggae.
cioè dovete proprio spingere, no? Perché la festa della birra di solito non è proprio, più rock, no? Che reggae. Raccontaci un po' del tuo gruppo. Si presta molto comunque sì. Anche a una festa della birra. Sì, succederà che ci saranno 6 elementi che saliranno sul palco, di cui uno molto particolare che è il nostro leader, cioè Freddy Frenzy, e proporremo questo repertorio, questo concerto, spettacolo di un paio d'ore in cui attraverseremo la storia di questo genere, del genere giamaicano, del reggae, ma anche dello ska, di quello che viene prima e dopo, sia attraverso brani nostri scritti da noi, di nostra composizione, esatto, ma anche brani della storia che hanno fatto la storia della musica caraibica e non solo. Quindi a partire da Bob Marley, Peter Tosh. Anche sì, beh, penso di sì. Più ne ha, più ne mette. Sì, quelli sono i più popolari, poi magari tu ovviamente seguendo quel genere vai nei pezzi più particolari, no? Però Freddie Mercury, Freddie Mercury. Bob Marley, voglio dire, sì. Cosa c'entra Freddie Mercury? Perché lui è Freddie Frenzy, no? Freddie Frenzy. Allora, la vostra band è composta da 8 persone, quindi veramente perché a me piacciono quelle band lì, no? Sono in tanti, suonano di tutto, perché belli gruppi dal vivo, 3-4 elementi, ma quando vedi 8 di loro sul palco, secondo me cambia tutto. Avete, per gli amici che magari non vi hanno ancora visto, avete magari quando suonate i pezzi una specie di, non dico coreografia, ma di impatto col pubblico, vi divertite a fare un po' i matti sul palco? Che sì, poi, facciamo sempre i matti sul palco. Benissimo. Soprattutto Freddy Frenzy, che come showman e intrattenitore è veramente l'animale da palco che tutti vorrebbero assistere ogni concerto, diciamo, quindi come potere di coinvolgimento è altissimo. Cosa dire, la nostra band comunque appunto siamo in 8, ci sono molti strumenti, la sonorità è sempre ampia e mai prevedibile, diciamo, no? Ci sono 3 fiati, tromba, saxofono e trombone, io sono il contrabbasso. Quindi batteria. Non col basso, col contrabbasso? Basso e contrabbasso. Bellissimo da vedere il contrabbasso poi su un palco, no? Molto divertente. Un impatto visivo Quindi tu già sei magretto di tu e ogni concerto ti perdi questi 2 chiletti, 2,5 Mi no? tengo in forma però anche a portarlo in giro. Vabbè, assolutamente, sì. Lo portiamo al terzo tempo. Lo portiamo al terzo tempo, assolutamente. Perché non organizziamo a Fogliano, no? Una festa della birra in piazza? No, a Fogliano dobbiamo organizzare abbiamo diversi produttori del panino del terzo tempo. Benissimo. Assolutamente in concorrenza giusta e leale e simpatica, soprattutto tra di loro. E dovremo organizzare assolutamente una giuria competente. Quindi sicuramente io e Costantini, perché abbiamo il physique du role proprio. No, perché noi siamo dato anche questi diversi terzi tempi delle nostre società, che sono tutte chiaramente dotate di quello che è il volontariato e la bellezza della storia della nostra realtà di comunale, di paese, dove appunto c'è questo impegno quotidiano da parte dei cittadini. Questo è molto bello. Peccato che si sia solo nei paesi, no? Perché nelle grandi città non esistono queste cose, a parte qualche quartiere. Io credo esista a livello di quartiere, appunto, di quartiere, a livello di insomma invece che un paese. Alla fine il quartiere è paragonabile al paese. Certo. Ma dipende dai vertici delle società poi in fondo. Allora, adesso deve parlare una che di terzi tempi se ne intende, vedi quella ragazza là. Lei di terzi tempi se ne intende. Lei riesce a fare anche il quarto, che non esiste, l'ha inventato lei proprio per andare avanti, sai, avanti, prego. Allora abbiamo degli aggiornamenti, Porcia Fiume 1-1, poi abbiamo anche aggiornamenti per quanto riguarda l'Eccellenza, Chions Zaule 1-0, Gemonese San Vitese, ne abbiamo già detto 0-0, questo no, e Virtus Oltre 3-0, mentre per quanto riguarda Tamai Belluno c'è Riccardo Riem al telefono. Vediamo che notizie arrivano da quel di Tamai, prego Riccardo. Eccoci qua, allora praticamente il Belluno ha chiuso la partita, c'è stato un cross dove la difesa dei Tamai ha fatto le belle statuine e è intervenuto Mignati che di testa ha scavaccato con pallonetto Beresson, è cosa molto difficile perché Beresson è alto 1,98, però con questo colpo di testa ha praticamente chiuso la partita perché il Belluno in questo momento sta vincendo 3-1 e il Tamai è in 10 uomini. Volevo chiederti solo una notizia così, la Sicilia vince 3-0 a Trieste? Noi siamo rimasti a 2-0 perché magari c'è Pirantone si sta chiamando, ma sei tu in diretta. Ok, no, comunque mi comunico qua che
la Sacinese sta vincendo 3-0. Volevo chiedere un'altra cosa, l'Alto Vicentino poi... Sta vincendo 1-0, hai ragione. Ah, sta vincendo 1-0, Sì. ora va bene, ok, vi ringrazio. Benissimo, benissimo. Nel frattempo attenzione perché a Cagliari cosa succede, Omar? Sì, l'Atalanta si è portata sul 2-0, dunque Atalanta 2, Cagliari 0. Visto che aveva detto 3-0, vince qualcosa? Si azzecca il risultato. Chi? Lei aveva detto Cagliari-Atalanta 0-3 prima, no? No, aveva sbagliato Lazio Cesena. No, ma prima, all'inizio, quando abbiamo fatto l'aggiornamento, lei ha detto Cagliari 0, Atalanta 3. Ah, può essere, si vede che porta bene all'Atalanta. Per adesso è lei. 2-0. Dopo ora le facciamo fare il pronostico per domenica, no? Edi, se porta bene per Udinese-Napoli. Magari ce la portiamo anche allo stadio, magari porta l'amuleto, sai? Il portafortuna, esatto. Così magari tanta gente non guarda, vabbè, non guarda molto il campo. Sì. Basta metterla dietro la porta avversaria. Ecco, esatto, è una buona idea, vestita così ti portiamo dietro la porta del... Con la coreografia. Raccattapalle. Attaccata al palo, sì, ti facciamo... Raccattapalle. E insomma, quest'ora raccattapalle, vabbè. Andiamo avanti che è meglio! Non c'era nessun secondo. Ma sì, ma invece io sì li faccio i secondi. Allora, aggiorniamo la Serie D. Aspetta che trovo la pagina, che qua è tutto un problema. Serie D, seconda giornata, Mori Santo Stefano, Unione Arzignano 0-0, Unione Pro Giorgione 0-0, la Fenadora Clodiense 1-1, Alto Vicentino Dro 1-0, Fontana Fredda Mezzocorona 2-0, Cras Repen Legnago 1-0, Bianco Scodati Padova Montebelluna vincono 3-1. Purtroppo il Belluno è andato sul 3-1 a Tamai e a Triestina Sicilese 0-3. Invito Gemma magari a chiamarci da Trieste Pier Antonio Stella, perché da Tamai ci è arrivato il risultato di Trieste. Bellissimo questo collegamento, no? Tra i nostri campi. E andiamo a vedere l'eccellenza, siamo arrivati più o meno a mezz'ora del secondo tempo. Chios Zaule 1-0. Gemonese San Vitese 0-0, ISM Gradisca Ciarlins Muzzane 1-1, Aluminiaco il Cordenon si è avanti per 1-0, a Manzano l'UFM Monfalcone è sotto di 1-0 con la Manzanese, Torre Pordenone Vesna 0-0, a Tricesimo il Tolmezzo Carni è in vantaggio per 1-0 col Tricesimo e la Virtus Corno ha fatto il terzo, purtroppo per gli amici di Faedis, all'oltre, quindi questi i risultati per quanto riguarda l'eccellenza. Gemma. Sì, c'era Pier che stava festeggiando, quindi adesso però è disponibile per parlare con noi e darci l'aggiornamento. Allora, pensa Pier Antonio che ci è arrivato da Tamai il fatto che la Sacilese è 3-0. Perfetto, direi. Vuol dire che ci seguono e questo mi fa estremamente piacere. Sì. Purtroppo, come puoi immaginare, ho il sito, la pagina Facebook, un po' di cose da aggiornare, per cui dovete portare pazienza se i miei aggiornamenti non sono proprio al millesimo. Comunque terzo gol appunto qui della Sacilese al Rocco, Baggio su una sventola al limite dell'area, non ha lasciato scampo al portiere Alabardato, partita ormai senza storia, per cui insomma Sacilese che adesso controlla il gioco senza grossi patemi, facendo girare palla in mezzo al campo e ovviamente non rinunciando anche a qualche sortita offensiva, anche perché adesso la Triestina, i giovani della Triestina sembrano anche piuttosto abbacchiati da un punto di vista, psicologico, e per cui hanno perso anche quella verve che, come dicevo, nel primo tempo avevano permesso di contenere lo svantaggio e anche di colmare l'evidente gap tecnico tra le due formazioni. Certo. Benissimo, grazie per Antonio e a questo punto vediamo se nell'ultimo quarto d'ora succede qualcos'altro. Va bene, a voi. Grazie mille da Trieste dal Rocco, il nostro amico Pier Antonio Stella. Edi, tu che stai seguendo il Napoli, prego Gemma, poi andiamo da... Un altro aggiornamento al volo, Porcia Fiume 2-1. Proprio in promozione sta succedendo di tutto a Porcia, promozione Girone A, Porcia Fiume 2-1. Edi, tu che stai guardando, vabbè, a spizzica e bocconi, perché noi seguiamo diretta stadio qua su Sky, quindi il Napoli come la stai vedendo, visto che domenica pomeriggio è a Udine? Sta premendo per cercare il risultato, però Bardi, il portiere del Chievo, sta facendo una partita eccezionale, ha parato un rigore e quindi ha contribuito notevolmente a mantenere il vantaggio del Chievo. Ecco. Il Napoli comunque sembra un po' spuntato nell'area piccola, no? Certo. Manca di decisione nei metri finali. Ecco, cosa importante poi da dire è che il Napoli giovedì è impegnato in Europa League. Ecco, quindi speriamo che arrivino qua un po' stanchi, no? Ma avendo un organico ampio non sì, penso che... diciamo che hanno due squadre queste, sì. Gemma! Abbiamo un altro aggiornamento, Valle Magnago 1-1 e un aggiornamento che non vorrei dare sentendo la voce di Maurizio Mazzon, ma gli passo la linea. Va bene, allora andiamo a Fontana Fredda. Maurizio, prego! Niente, è stato per una concerto alle distanze, dopo qualche occasione
sprecata, hanno preso in mano il centrocampo, adesso c'è una foto arrivatissimo gol del 2-1. Vabbè, ma dai, tenete duro, no? Miracolo del portiere del Metro Corona sul colpo di testa di De Martin. Allora, chiamaci più spesso, perché quando ci chiami succede sempre qualcosa qua, mi sembra, no? Va bene, allora 2-1, quando manca più o meno un quarto d'ora più recupero a Fontana Fredda, Mezzo Corona accorcia le distanze, grazie a Maurizio ovviamente in collegamento con noi dal comunale di Fontana Fredda. L'Inter continua a segnare, Omar. Sì, si vede che ce l'ha proprio col Sassuolo, perché l'anno scorso gli ha dato 7, quest'anno gli dà 6. Manca un quarto d'ora, Edi, che arrivano a 7 anche quest'anno? Stanno bevendo troppo Red Bull. Troppa Red Bull all'Inter, esatto. Sì. 7-0 secondo me sarebbe il limite, no? Poi umili l'avversario. Allora. Sì. Ma penso che non serve neanche arrivare a 7, no? Quest'estate avevamo fatto la discussione, no? In Brasile e Germania, insomma, quando gliene hai piazzati 5, smettila, no? Cioè, non serve umiliare in quella maniera. Ma il principio della sportività, è quello d'accordo, di fare sì. la propria partita, se Vabbè. l'avversario poi è più debole. Sì, ma soprattutto anche perché in quella partita lì nel secondo tempo la Germania si è anche calmata, no? Ma gli ha fatto fare l'1, gli ha detto prego si accomodi perché sennò finiva 7-0, no? Inesistente. Gemma! 8-0 finiva. Sì, c'è un aggiornamento, dice Tartaro per Lumignacco al 32esimo. Ok, quindi parliamo di eccellenza. E poi devo ringraziare un ascoltatore, o ascoltatrice non si sa perché non si firma, che giustamente ci corregge, perché noi sottotitoli, diciamo, Sì. sulla schermo, sull'impressione, dice si scrive WhatsApp e non WhatsApp, ma noi lo diciamo all'americana, lo slang americano, però grazie perché sono molto attenti. Sì, ma questo è importante, come dicono i politici, me ne assumo tutte le responsabilità, magari lo facessero ogni tanto, perché ho scritto io i sottotitoli qui, quindi è colpa mia, ho scritto sbagliato, chiedo venia, domani mi ridurranno lo stipendio. Ettore, com'è questa Inter qua? Tipo il massacro di Fortapace. Sì, una roba impressionante, no? Secondo te stasera Mazzari piange? Che siamo abituati oramai a fine partita, no? Che Mazzari il suo pianticello. Probabilmente solo se saprà cucinare con le cipolle. Ah, ecco, tu dici. Probabilmente sì. Beh, ma avrà qualcosa da contestare nonostante questo 6-0, no? Qualche rigore non dato, probabilmente. Ma sì, dai. Eccolo qua il 7. Ah, ecco. Basta chiedere, 7-0. Gesù ha fatto il miracolo. Incredibile. Arriveremo a 10 secondo me. No, beh, dai, no, 10. No, probabilmente si fermeranno perché poi infili sull'avversario. Edi che nella storica era sempre lo stesso allenatore l'anno scorso che era per il 7 da lì. Sì, mi sembra che l'hanno licenziato proprio in occasione dell'Inter, no? Sì, Di Francesco. L'hanno richiamato e ha salvato il Sassuolo. Comunque siamo agli inizi del campionato, non è detto perché il Sassuolo ne prende 7 e poi rischia di andare in Serie B, è tutto ancora da vedere. Oggi è giornata di grazia dell'Inter, a questo punto Mazzarri dovrebbe sostituire e far entrare qualche giovane per provare. Ma io penso che lui invece cerca di fare il pieno adesso per eventualmente mettere la mano avanti per le prossime partite quando comincerà a piangere, no? Ma piangeva a Napoli di più, ti dirò. Piangeva a Napoli. Beh, ma ha fatto un bel pianticello settimana scorsa, mi sembra, almeno da quello che mi ricordo. Ma di meno però, all'Inter si è un po' riequilibrato, l'ho visto piangere poco. Forse è la presidenza stessa che gli ha raccomandato di tenere un certo atteggiamento. O magari lo fanno piangere tanto durante la settimana e finisce le lacrime, no? Forse. Coccodrilli? No, mazzate, sai. Ma l'Inter è normale. Sai che gli asiatici sono maestri nelle torture, no? Una tortura sopraffina molto delicata. Molto delicata, esatto. Molto intelligente. Va bene, allora sono le 16:35, l'ultimo spazio pubblicitario, poi andremo via tutto d'un fatto fino alle 17, naturalmente con i risultati finali di tutte le partite, ma soprattutto il giudizio di Anna, di Marta e ovviamente non mi viene in testa mai, io ti chiamo vice di Francesca, sulla prova, sull'esibizione di reggaeton della nostra aspirante conduttrice Gianna. Non adesso, quando? Tra un po'. Tra poco. Noi ci facciamo un balletto giù in parcheggio. Sì, infatti andiamo facciamo adesso. Due passi, sì. Ci vediamo tra pochissimo. Un nuovo spazio dove la donna è al centro dell'attenzione. Miotto Donna, per tutte le donne. Romantiche, dinamiche, colorate, allegre, classiche. Miotto Donna, il nuovo negozio, solo per te, donna. Miotto Donna, Azzano Decimo. È arrivato il momento, i fotografi sono pronti, la nuova Miss è... Se i sogni esistono per tutti.
abbraccia tutti insieme per la solidarietà. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme presso la nostra famiglia, San Vito al Tagliamento. 2 percorsi da 6 e 18 km su strade asfaltate e sterrate. E poi gadget in regalo, la pasta asciutta alpina, la lotteria, il pranzo e la pesca di beneficenza con oltre 2500 regali vincenti. Tutti i fondi saranno devoluti per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e ausili terapeutici. Domenica 21 settembre, ore 9:30, 15ª camminata insieme. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Questa volta sono 5 appuntamenti immancabili. Oktoberfest, la cerveseria, da giovedì 18 a lunedì 22 settembre, ogni sera sotto un grande tendone, il menù in vero stile bavarese, 5 serate con 5 concerti diversi e anche un piatto speciale per tutti i vegani. Domenica 21 settembre, Oktoberfest sarà aperta dalle 12. La cerveseria, dal 18 al 22 settembre, ritorna Oktoberfest, Viale Madonna di Rosa, San Vito al Tagliamento. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per un momento unico, importante, la perfezione e lo stile nel tuo total look. Paolo Miotto, stile italiano. L'uomo, la cerimonia, gli invitati. Per la tua occasione importante, tante proposte, tante idee eleganti, originali, dinamiche. L'uomo e la cerimonia. Per tutti gli invitati, un'occasione unica per scoprire la più bella moda uomo. Il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Eccoci qua, siamo tornati. Siamo tornati, aspetta io, se mi inquadrate mi devo pettinare un po' perché, insomma, con la Giovanna abbiamo fatto questi 4 passi di reggaeton, l'ho fatta volare per aria, vero Giovanna? Mamma mia. Leggiadra! Lui sì che sa ballare. Cara. Allora, c'è la Gemma pronta di là, prego. Guarda che, allora, in Friuli, adesso parliamo, qua siamo più o meno tutti friulani, più o meno, di adozione importante, friulani, boh. Si sta anni e anni a fare queste cose qua, mica vengono fuori tic-tac, cioè uno sta anni e anni a farsi la tartaruga normale, no? Ma farla quella contraria, bisogna... Intanto si sviluppa un braccio di solito, no? A seconda se uno è mancino e destro, un braccio è sempre più bello, no? Perché c'è questo movimento, salutiamo anche gli amici che sono a Friuli Doc ovviamente, che quello è il senso, no? E poi devi fare il terzo tempo, sindaco, bisogna fare assolutamente il terzo tempo. Vabbè, ma è uguale, quando è come vicepresidente si dice presidente. Basta sparare al sindaco. Il compito del tennista è comunque... Viene anche un bel... Come si chiama questo muscolo qua? Che bicipite, no? Anche perché io più che a vino vado a birra, allora la birra da mezzo pesa, no? Hai capito? Sì, ma pure anche la panza, poi facciamo la danza della panza, non del ventre. Ma guarda che la tartaruga al contrario lo so perché, L'anno scorso c'era qualcuno molto affascinato dalla mia tartaruga al contrario. Prego Gemma! Nessuno sta parlando di Giovanna perché tutti sono passi di te, uomini e donne. Assolutamente, quindi... ma io so che purtroppo con la mia bellezza, la mia simpatia e soprattutto la mia cultura calcistica riesco a oscurare tutti gli ospiti in studio. Prego Gemma! Allora parliamo di cose serie, insomma.
Sì, vabbè. ragionamento, dai. Se voglio serie cambia trasmissione per cortesia. Esatto, Esatto. Porcia Fiume 2-2. Benissimo, quindi promozione, a Porcia c'è un po', sta succedendo un po' di tutto. Dunque sono le 16:42, allora io direi, no? Perché dopo dobbiamo parlare in chiusura di una cosa seria, stranamente all'interno di questo programma, ma alla fine parliamo di una cosa seria. Invece abbiamo qua appunto una maestra di ballo, alcune signore assolutamente belle e competenti, e gli uomini, io posso anche chiedere il giudizio, ma tanto io so che non guarderanno assolutamente il lato artistico, o meglio, guarderanno un lato artistico che non è quello del ballo, perché ecco qua la prova al concorso Miss Moda e Spettacolo di Joanna, se parte, la sua prova naturalmente di Amici a casa penso sentano l'audio, lei balla reggaeton, che dire, adesso vedrete che l'inquadratura verrà persa un paio di volte perché anche il nostro cameraman era leggermente un po' così, ecco, vai, comincia a ballare la nostra Joanna. Anna, cosa dici così, primi passi? Ecco, Edi il tuo commento tecnico ovviamente. No, cioè do ragione ad Anna dicendo che ha un portamento anche naturale, sia quando sfila che quando balla. Ecco, ovviamente voglio specificare che il cameraman era un maschio, infatti se vede le inquadrature non lasciano dubbi che non fosse una femmina a fare le riprese. Francesca, cosa ne dici? È una danza che può coinvolgerti. Sì, sicuramente. Magari in un consiglio comunale, ti incazzi, ti metti sul banco. Adesso capisco perché ha gli addominali non friulani. Non friulani, esatto. Capisco. E penso si alleni anche da tanti anni e quindi ci mette una sorta di impegno sicuramente. A parte il ballo, Joanna. Volevo finire di vedere la performance. Sì, ecco, mentre vediamo soprattutto gli amici a casa, io avevo consigliato il pacemaker per gli over 50 anni, ma anche quelli sotto, maschi ovviamente, c'è da dire che Joanna fa anche atletica costantemente, 2 volte a settimana, mi raccontavi, e che cosa fai di atletica? Corsa e salto in lungo. Salto in lungo, sei già lunga tu e quindi ecco, bene, benissimo in TV. Aspetta, Marta! Mi piace e direi che magari Joanna può fare per tutti noi un workshop. Un workshop, benissimo! Sì, ci insegna un po' perché... Nel frattempo vedo tutti stanno guardando la partita perché c'è un rigore a favore del Genoa. No, del Cagliari. Del Cagliari, scusatemi, Cagliari-Atalanta, gol 1-2, dunque il Cagliari accorcia le distanze. 5 minuti dal termine. 5 più recupero. Ettore, non abbiamo ancora sentito il tuo parere. Diciamo prestazione, non me ne intendo, non ho mai fatto quel tipo di prestazione, però da come si può vedere può avere sicuramente un'aspirazione maggiore che denota un portamento, come ha detto Francesca, che è difficile poterlo superare da noi maschietti, ma penso anche dalla gran parte di donne che sono presenti in studio, per cui sicuramente un'ottima performance e denota, come ripeto, la grande attitudine che ha questa persona in determinati balli caraibici, ahimè per noi sicuramente non dotati. Certo. Roberto, come ragazza, come ballerina sul palco, voi fate il reggae e non reggaeton, però voglio dire, cosa ne dici? Prima cosa è invitata giovedì. Casualmente, anche perché magari lei dorme a Casarsa da sua madre giovedì, quindi Casarsa, San Vito. Sono 10 minuti. Magari dopo ti do il numero, lo vai a prendere tu al limite. Ti sacrifichi? Certo. assolutamente, beh si sa, i musicisti... Però ho il contrabbasso in macchina, è quello il problema. Come? Ho il contrabbasso in macchina, non avrò spazio per Beh, mettilo su... Portapagagli? Lo tieni così, mi piace così. Ecco, quindi, allora, quindi giudizio, dai, facciamo un voto da 5 a 10, partiamo da Francesca. Sempre da me però. Vabbè, ma sei il laterale sinistro per noi. Detta anche curva nord, quella là perché dà a nord. Ecco, allora... Un voto, purtroppo è condizionato dal fatto che non si vede mi è piaciuto il reggaeton. Non ti piace. Comunque, quindi non ho termini di paragoni neanche se si balli realmente così. Però insomma, forma fisica e impegno 7,5 non glielo toglie nessuno, insomma. Bene. Roberto? Io ho un 8 almeno. 8 almeno. Adesso il giudizio tecnico di Anna come insegnante. Allora, una bellissima ragazza. Sì. Un fisico spaziale. mozzafiato.
a livello di danza, quindi reggaeton, io non lo pratico, ok? L'ho visto, ho vissuto scene diciamo di reggaeton, diciamo che ho visto altre cose, ok? Molto più molto di bacino, meno di fisico. Diciamo, lei era molto caliente, molto violenta. Sì. Ecco, comunque gli do un 6,5. 6,5? Sì. Beh, ma d'altra parte un insegnante è già buono 6,5. Edi? Ma io non scendo a particolari tecnici perché non sono insegnante di danza, l'impatto visivo mi porta a darle un 8. 8, Marta? Anche io non sono un'esperta di danza e visto che anche io appena sto cominciando, direi la sostengo con un bel 9 perché comunque è stata molto brava, ha bel fisico e non tutti ce l'hanno, non tutti possono mostrare quel livello. Bene, Ettore? Non so dire della materia, fisico 9, ballo onestamente, devo dare almeno la sufficienza 6,5-7. Ecco. Perché non conosco il ballo. Quindi la media sarebbe 8 a parte il voto di Anna che abbassa tutto quanto, ma d'altra parte tu è proprio un voto tecnico, no? Sei tecnico, chiaro. Nient'altro. Non giudichiamo. Io e te siamo esclusi. Gemma, il tuo voto? Fino a quanto posso arrivare? Ho detto da 5 a 10, basta. Ah, scusami. Ah, vabbè, allora io volevo dare 12, ma vabbè. 10 più 2 facciamo. Ovviamente da casa in questo ultimo quarto d'ora se volete... Enrico penso sia d'accordo con me. Sì, Enrico, sì, d'accordo. Maurizio, tu? 15, 20, Maurizio 20 in camera, benissimo. Se volete votare 348 294 7672, WhatsApp o SMS in questo ultimo quarto d'ora. Prego Gemma. No, volevo dirti che è finita la partita a Tamai e semplicemente il risultato si conferma 3-1, Tamai Belluno 3-1. Benissimo, benissimo no, ma vabbè, succede, Tamai è andato Corsaro domenica scorsa, ha vinto e questa domenica purtroppo, anche perché è rimasto in 10 proprio dopo l'1-1, la partita è andata così. Poi Gemma. No, i risultati per, a 5 minuti dalla fine per quanto riguarda l'eccellenza. Sì. Se vuoi te li do. Prego, via. Allora, Chions Zaule 1-0, Gembonese San Vitese 0-0, ISM Cerlins 1-2, Lumignacco Cordenons 1-1, Manzanese UFM Monfalcone 1-0, Torre Vesna 0-0, Tricesimo Tolmezzo 0-1 e Virtus Oltre 3-0. 3-0, stanno per chiudersi, aspettiamo ancora un po', stanno per chiudersi anche le partite in Serie D, ovviamente siamo alla fine dei recuperi. Allora, dicevo che parliamo anche di qualcosa di serio questo pomeriggio, perché parliamo di cosa succederà domenica prossima a San Vito al Tagliamento. I nostri amici della nostra famiglia, o meglio dell'Associazione Genitori della nostra famiglia, organizzano oramai questa marcia, la 15ª edizione della marcia Camminata Insieme. Raccontaci tu qualcosa. Allora, diciamo che noi abbiamo una partenza alle ore 9:30 dal parco della nostra famiglia a San Vito del Tagliamento, dove avrà anche l'arrivo, il susseguirsi della giornata. Esatto. Avrà 2 percorsi. Sì. Allora, 6 km senza barriere architettoniche, adatto per disabili e carrozzine. Esatto, cioè è un percorso, spieghiamo bene, Sì. Siccome la nostra famiglia accoglie ragazzi meno fortunati di noi che hanno problemi fisici ovviamente e non solo, ci dà la possibilità a tutti di fare questa marcia di 6 km proprio perché il percorso è studiato. Anche di avere tempo di divertimento, non Esatto. solo per noi. E poi c'è la marcia invece di chi fa sport come me, 18 km che io me li faccio in Li fai benissimo. Sì, 3-4 sì. minuti. Anche di meno, penso. Sì, anche di meno. Durante il corso della giornata poi abbiamo anche sai, noi frignani piace mangiare troppo, diciamo, no? Il pasta asciutta. Fatta dagli alpini. Sì. Ecco, allora, c'è la pasta asciutta fatta dagli alpini per tutti quelli che parteciperanno a questa grandissima manifestazione. Sì. Il costo della manifestazione è 5 euro. E cosa si fa? Si corre, si mangia, si beve e poi a tutti c'è questo bellissimo gadget, che è proprio carino, che gli amici dell'Associazione Genitori della nostra famiglia daranno a tutti, incluso in questo biglietto, questa donazione di 5 euro alla fine, perché qua tutti i soldi vengono utilizzati per
prendere apparecchiature elettromedicali proprio per gli amici della nostra famiglia. Ma poi il pomeriggio c'è una festa incredibile, primo perché ci sono anche i tuoi balli, no? Sì. Guarda il programma del pomeriggio. Abbiamo Centro Benessere, che sono Pilates, Macupa, Spring Energy. Che sono dei vari balli, sì. Insomma. No, Pilates non è un ballo, è un'attività fisica? Sì. Quella roba da donne, no? No, Pilates, quella roba basta. Nessuno sa cos'è il Anna, cos'è il Pilates? Tu che sai tutto. Pilates è diciamo una ginnastica, mettiamola così, sì. Che va a lavorare molto più in fondo i nostri muscoli. Certo. Quindi vai a lavorare inconsciamente, diciamo, nei muscoli molto più profondi. Benissimo. Allora... Proprio faticoso, diciamo. Ecco, ci stava. Va bene, quindi c'è questa esibizione di questi vari generi. Poi c'è... Abbiamo anche delle passioni, arte e danza, esatto. hip hop e danza contemporanea. Quindi esibizioni di sì. hip hop e danza contemporanea con chi? Con il famoso ballerino... Allora, ha un nome molto particolare sì. Che si chiama Ekwe Putra. Sì, una roba strana, insomma. Sì. Non mi sembra che sia di Valvasone dal nome, ma non importa. Si tratta di Zumba Fitness Salsa. Ecco, Zumba Fitness Salsa è una roba che tu ovviamente potresti fare sì. benissimo. Poi durante sempre il pomeriggio ci saranno dimostrazioni di judo, del Judo Club San Vito. Esatto. Difesa personale e altre tecniche. Sì, poi... Abbiamo anche protezioni civili, tecniche basi di intervento. Sì. E poi la cosa più bella secondo me, perché sono meglio loro di noi... Cani cinofile del gruppo Sastagliamento. Esatto, i cani cinofili che appunto faranno varie esibizioni, sono dei bellissimi sì. pastori tedeschi, la cosa più bella sono loro. Prego Gemma. Sì, c'è un ulteriore aggiornamento, Torre Vesna, è cambiato il risultato 0-1 e c'è il nostro inviato che è Roberto Vidoni che ci racconta al volo com'è andata. Benissimo, allora Roberto intanto si sta ancora giocando o è già finita? No, è finita, ha vinto il Vesna 1-0, sì. grazie a un gol al 80° su rigore da parte di Bosicic. Certo. Molto bella, col suo già nel primo tempo, molto aperta, anche se il Vesna ha avuto minimo 8 occasioni da gol che non ha sfruttato, poi è arrivato il rigore giustissimo per un fallo di mano in area del difensore del Torre e Bosicic ha segnato all'80° il gol della vittoria del Vesna, meritata, anche se da segnalare che De Zorzi del Torre al 23° ha colpito un palo e forse questa è stata l'unica azione diciamo importante per il Torre nella ripresa. Per cui Torre 0, Vesna 1. Benissimo, grazie mille di questo collegamento, ci sentiremo sicuramente nelle prossime domeniche ovviamente per seguire la squadra appunto che seguirai. Ti ringrazio, allora in Serie D sta succedendo qualcosa ma aspettiamo i finali per la Serie D, prego Gemma. Sì, mentre è cambiato qualcosa per quanto riguarda Manzanese, UFM e Monfalcone c'è Roberto Visentin in linea. Roberto, intanto che non ti sentiamo, sei già a fare il terzo tempo? No, stanno ancora giocando, è partito adesso in questo momento. Niente, partita dai due volti, primo tempo bene da Manzanese, secondo tempo quasi esclusivamente del Monfalcone, 3 pali, 2 salvataggi sulla riga, espulso, contento, non abbiamo ben capito il perché, ma comunque. E al 92esimo sul quarto palo su punizione di Tomizza, la palla è andata sul portiere Clemente e è andata in gol. Quindi 1-1, risultato tutto sommato direi giusto anche. Ascolta Roberto, siccome avevamo fatto amicizia con Mister Zoratti che era venuto anche in studio, no? Mi senti? Ti sento piano piano. Ecco, dicevo, l'anno scorso abbiamo fatto amicizia con Mister Zoratti, ti ricordi che è venuto in studio da noi una domenica? Devi scusarmi, adesso è finita la partita, stavo mettendo la musica, non si sente assolutamente niente. Va bene, niente, allora ci aggiorniamo domenica prossima, grazie a Roberto anche per questo. Ci vediamo fra 2 minuti. Va bene, vediamo se abbiamo tempo. Nel frattempo non è male questa tautologia, andiamo a vedere i risultati praticamente credo finali anche della Serie D. Allora, Mori Santo Stefano 1, Arzignano 0-0, Union Pro Giorgione 1-0, risultato cambiato proprio adesso, Union Pro Giorgione 1-0, Alto Vicentino Draw 1-0, Fontanafredda Mezzo Corona 2-1, pensate a Monrupino, Cras Peng Legnago 3-3, una partita incredibile. Poi la Fenadora è andata sotto con la Clodiense, quindi la Fenadora 1, Clodiense 2. I biancoscudati del Padova hanno calato il poker a Montebelluna e quindi biancoscudati Padova 4, Montebelluna 1,
A Tamai il Belluno è 3-1 con partita finita, e a Trieste la Triestina ha fatto il gol famoso della bandiera, quindi Triestina 1, Sacilese 3. Gemma. Che altri finali? Allora c'è Diana Prata 1-0, Porcia Fiume 2-2 e Rauscedo Virtus 4-1. Bene, questa è la prima promozione, perdonatemi. Sì, poi c'è l'Eccellenza che insomma, sono arrivati i nostri finali. Bene. Quindi facciamo un riassunto? Sì. Chions Zaule 1-0, Gemonesi San Vitese 0-0, ISM Cerlins 1-2, Lumignacco Cordenons 1-1, Manzanese UFM Monfalcone, abbiamo sentito 1-1. Ecco, Torre Vesna 0-1, Tricesimo Tolmezzo 0-1 e Virtus Oltre 3-0. Benissimo, mentre in Serie D è finita Mori Santo Stefano, Union Arzignano 0-0 e anche Union Ripa fino ad ora è terminata 1-2, cioè ha vinto la Clodiense. A Fontana Fredda è finita, Fontana Fredda 2, Mezzo Corona 1, anche a Trieste è finita, quindi Triestina 1, Sacilese 3, a Tamai come dicevamo è finita col Tamai che perde in casa per 3-1, si stanno ancora giocando, vabbè, ma Montebelluna, Biancoscudati Padova 4-1, sì, 4-1 per il Padova, e invece Union Pro Giorgione è ancora sull'1-0, aspettiamo ancora qualche minuto prima dei saluti. Io allora voglio ricordarvi per l'ennesima volta questo appuntamento per domenica prossima, assolutamente da non perdere, la 15ª edizione della Camminata Insieme, grazie naturalmente a Mauro Chiarot e agli amici della nostra famiglia, dell'associazione Genitori della nostra famiglia. Se ci sarà bel tempo, e spero di sì, perché di solito non ho capito perché a settembre di solito piove, ma quando arriva domenica noi siamo in diretta e c'è il sole. Matematico come l'anno scorso, 4 su 4 col sole, perché poi tu vieni qua, no? C'è bel tempo, vieni qua, noi che veniamo a fare la trasmissione, io spero sempre c'è pioggia, no? Invece vieni qua, ti rode anche un po', perché l'estate non l'abbiamo vista e arriviamo che sono giorni d'estate. Ma va bene, comunque è divertente stare qua. Quindi l'appuntamento è a San Vito al Tagliamento, le iscrizioni sono aperte a partire dalle ore 8, ripeto, c'è un costo ridicolo, che poi è una donazione di 5 euro, col quale si corre, si mangia, c'è il gadget, c'è l'estrazione dei premi, c'è una lotteria per i bambini, il Pozzo di San Pronatizio, sono oltre 2000 premi e tutti i biglietti sono vincenti, cioè hanno più di 2000 premi. Grazie a Mauro Chiarot, l'appuntamento appunto è per domenica prossima a San Vito al Tagliamento della nostra famiglia per la Camminata Insieme. Gemma. Sì, c'è un altro aggiornamento finale per quanto riguarda Valle Maniago Libero 1-1 sì. E il finale per Ronchi San Luigi 1-1, mentre ringraziamo anche l'ascoltatore o ascoltatrice non si firma che ci segnala dei problemi sul nostro segnale a Monfalcone. Loriano, tocca a te, metti il mantello da Superman e corri. C'è un problema da quelle parti? Fogliano? Benissimo, molto bene. Vabbè, grazie che ci informate, anche perché da quelle parti abbiamo veramente tantissima gente, soprattutto che ci segue la domenica pomeriggio. Come vedete, sto andando avanti e indietro al computer per vedere i finali. Sì, la Serie D sembra tutto terminato. Esatto. Ok, allora riassunto: Serie D, seconda giornata di campionato. Mori Santo Stefano, Union Arzignano 0-0, Union Pro Giorgione 1-0, Alto Vicentino Dro 1-0, Fontana Fredda Mezzo Corona 2-1, Cras Repen Legnago 3-3, la Fenadora Claudiense 1-2, Montebelluna Biancoscudati 1-4, Tamai Belluno 1-3, Triestina Sacilese 1-3. Per quanto riguarda le eccellenze in velocità, Chions Zaule 1-0, Gemonese San Vitese 0-0, ISM Gradisca Ciarlis Muzzane 1-2, Lumignaco Cordenons 1-1, Manzanese UFM Monfalcone 1-1, Torre Vesna 0-1, Tricesimo Tolmezzo Carnia 0-1 e Virtus Corno oltre 3-0. Per quanto riguarda invece la Serie A, Joanna, sono finite le partite, vediamo adesso, tu correggi se sbaglia. Certamente. Allora abbiamo Cagliari-Atalanta 0-2, no, 1-2, 1-2, Fiorentina Genoa 0-0, bene. Enter Sassuolo 7-0, sì. Lazio Cesena 2-0, Napoli Chievo 3-0. Lazio Cesena 3-0 e Napoli Chievo 0-1. Bravo. 0-1. Bene, questa era la Serie A. Allora, un cenno di saluto. Vice Sindaco, saluti la sua popolazione, i suoi elettori. Tutti li saluto assolutamente e li ringrazio per quello che hanno fatto in questi mesi di attività e di lavoro per gli eventi che abbiamo avuto e che avremo anche poi comunque nei prossimi anni del centenario della Grande Guerra. Quindi un grazie a tutte le nostre associazioni sportive, le nostre associazioni
militari e le nostre associazioni di volontariato per quello che hanno fatto nell'organizzazione della giornata del Papa e per il concerto del Maestro Muti, Sacra di Puglia. Perfetto, grazie naturalmente di aver partecipato Francesca, spero nel corso delle prossime 32 domeniche, qua come militare facciamo col meno 32 siamo meno 32 all'alba di averti di nuovo ospite. Grazie. Roberto, invece l'appuntamento che devi dare tu ovviamente per giovedì sera. Giovedì 18 alle ore 21, cerveceria, San Vito Tagliamento, Freddy Frenzi, Magazzini Luzzo. Ecco, ci sarà anche lei perché la va a prendere lui, col contrabbasso sul tetto. Anna, direttore artistico, ripetiamolo, è fondatrice della Art Harmony Dance a Pradamano, questa scuola non solo di ballo, di divertimento alla fine, no? Tutti e di più. Vuoi dire qualcosa alle amiche, anche agli amici, perché no? Io saluto tutti, vi ringrazio di avermi ospitato e vi aspetto ai nostri corsi all'Art Harmony Dance a Pradamano. Bene. Mio carissimo amico Eddie, che io spero di averti tutte le domeniche qua, ma so che non puoi perché hai altri impegni, prego. Cosa posso dire? Forza udinese. No. Come lo possiamo dire? Dico fair play, ecco. Fair play. Un messaggio anche perché all'inizio del campionato può essere adeguato, no? Sì, anche perché poi io inviterei alla calma, no? Perché le ultime volte con Napoli sono stati qualche problema a Udine. Sì, ma non a causa delle squadre, a causa dei tifosi. Sì, dei tifosi, dico, per quello dicevo. No? Soprattutto del Napoli, senza voler... Sì. Perché diciamo, come si usa dire, hanno attaccato briga, no? Sì. Quindi speriamo che questa volta vada tutto bene. Marta, un piacere averti di nuovo qua con noi, prego. No, vi saluto tutti, grazie mille ad Altra Domenica per l'ospitalità. Spero non l'ultima volta. No, non sarà assolutamente l'ultima volta perché tu ci comunicherai il tuo primo spettacolo di danza del vento che verremo a fare le immagini. Inviteremo Anna e inviteremo ovviamente Francesca in studio che ti daranno i voti anche a te perché bisogna farla par condicio, vero? Ecco. Sì, esatto. Grazie a Marta. Ettore, prego. Grazie a voi per questa splendida domenica. Riallacciandomi al discorso del nostro caro amico, sarebbe bello che lo sport rimanesse tale anche nelle menti dei tifosi, perché uno sport senza razzismo, senza omicidi è uno sport bello, non deve essere guastato da atti incivili. Che chiamare queste persone tifosi sinceramente non è corretto, li chiamerei teppisti. Esatto. Va bene, Omar, chiudiamola insieme. Bene, non resta che augurare a tutti voi, gentili telespettatori, una buona domenica pomeriggio sulla nostra rete televisiva e anche gli amici in streaming. Questa sera 19 circa ci sarà appunto Sport Nord-Est con l'approfondimento e noi ci rivediamo da domani ufficialmente di nuovo all'Opera. Ecco, adesso i saluti di Joanna. Vi saluto tutti, vi auguro una buona serata e vi ringrazio Gipi che mi ha fatto fare una bella esperienza e spero di ritornare di nuovo. Ecco, sempre se ti porto a casa adesso, visto che sei in macchina con noi, se volete che la nostra amica diventi la prossima conduttrice, da domani sulla pagina Facebook L'Altra Domenica il tuo sport in poltrona, dovete andare e mettere un giudizio, un voto, fate quello che volete, magari metteremo un minimo di regolamento, vero? Certo. È stato un piacere stare con voi anche questa domenica pomeriggio, ma comunque ribadisco, meno 32, saluto Maurizio alla camera, saluto non so chi ci sia in regia a Pordenone, saluto Gemma che magari potrebbe salutare anche lei, che non sarebbe male. Sì, eccoci qua. Ecco, saluta, fai la brava. Ciao a tutti e buona domenica. Ecco, se no ti fai 60 km a piedi e saluto Enrico, lo ringrazio, ovviamente tutti gli amici inviati sui vari campi di calcio e il nostro amico Mauro Lizzi che ci consente di avere tutti i risultati in tempo reale. Mauro che sarà qua domenica prossima con noi. Chiudiamo qua, se no mi tagliano la testa. Ciao a tutti e a domenica prossima. Ciao. Dove? L'Altra Domenica, il tuo sport. Ciao.